3 febbraio, l'altro giorno ho detto il 1° gennaio invece che il 1° febbraio, quando vi ho raccontato di quello che mi preoccupa, dell'indifferenza, dell'apatia, del mi non vo combatta. Allora io ieri ho parlato con una mamma che ha perso il figlio, in una maniera anche molto tragica, e ho capito che non ci siamo proprio. Una mamma che aveva bisogno di essere soretta, ma non da adesso, da quando è iniziato il suo calvario. Questa mamma che aveva sbagliato la scelta, come fanno tante donne, su un uomo anche violento, rimasta incinta, famiglia non ha accettato questa situazione e la prima cosa che si è sentita dire: ti portiamo via il bambino perché tu non sei in grado di gestirlo. E lei è fuggita con questo bambino, se n'è andata di casa e ha cominciato a lottare per tenere con sé l'unica cosa preziosa che aveva, nell'indifferenza totale. Quante lacrime, mi diceva, quanti sacrifici, quanti problemi, bussi a tante porte, ma trovi tanta indifferenza. E cosa fai? Ti aggrappi sempre di più a questa creatura, è l'unica cosa che hai, e tenti in tutte le maniere anche di farlo crescere bene, di dare anche dei segnali come mamma. Ma il ragazzo ha bisogno di più cose perché è già fragile e la mamma diventa sempre più fragile. Diventa più fragile e lui cresce. E lui ha bisogno di cose importanti, l'affetto, e lo trova magari anche nelle compagnie sbagliate, ma per lui è affetto, è divertimento. La mamma cerca in tutti i modi di far capire: non va bene, ascoltami, ma è da sola ed è fragile. E lei è il terrore che portino via questo bambino, questo ragazzo, lei è terrorizzata di questo. Allora cerca di mettere la polvere sotto il tappeto, finché questo ragazzo non c'è più. E lei ieri mi ha detto: io spero solo che mio figlio capisca che io qua non ho più niente e che vorrei tornare con lui. Ecco, io spero che lui lo capisca e mi faccia tornare con lui, faccia andare da lui, con lui, perché io voglio solo quello, non mi interessa niente altro, Mirella, non ho voglia di niente, non mi serve niente assolutamente, voglio solo andare con lui. Allora io chiedo e saluto l'avvocato Maria Stella Di Bartolo, Centro Antiviolenza, Telefono Rosa di Treviso. Grazie Maria Stella di essere qui, veramente grazie. E saluto anche Adriano Tonellato, Presidente Associazione Volontari Ospedalieri, per far capire l'importanza dell'associazionismo, del volontariato in situazioni anche delicate, di sofferenza, di solitudine. Allora, avvocato Maria Stella Di Bartolo, tu rappresenti, ci diamo del tu perché ci conosciamo con Maria Stella, certo, e facciamo volontariato tutti, perciò è impossibile non riuscire a essere così vicini. Questa mamma che non vuole essere aiutata, perché? Perché ha paura. Lei ha sempre avuto paura di qualcosa ed è sempre scappata. Come si fa a aiutare una donna che è arrivata al limite della sofferenza? Per fortuna, dice, ho una fede che non mi permette di suicidarmi, perché non è ammesso, per fortuna, dico io, almeno quello. Cosa si può dire a una donna che rifiuta in questo momento, un momento anche ancora più delicato, di essere aiutata? Cosa dici, Maria Stella? Tu che di situazioni delicate li tratti tutti i giorni, tutte le ore, tutti i mesi, tutti gli anni, prego. Beh, in questo momento posso dire che se lei ha bisogno, noi ci siamo per parlare, per ascoltarla, per darle uno spazio in cui urlare il suo dolore, che comunque è arrivato dopo una vita il suo dolore immenso adesso è arrivato dopo una vita di sofferenze, quindi sicuramente questa è stata una persona che
avrebbe avuto bisogno di ascolto fattivo, non ascolto di sopportazione, ma ascolto di considerazione e di attenzione. Ormai è troppo tardi, no, non posso dire questo, io dico noi ci siamo, se vuole parlare con noi ci siamo, perché comunque la sua è stata una vita di evidentemente una vita di grande disagio. Non so se questa fosse una donna vittima sia una donna vittima di violenza, però una vita violenta l'ha vissuta e possiamo aiutarla, noi siamo qua. No, è stata anche vittima di violenza perché questo uomo la maltrattava, la picchiava, perciò è stata anche vittima di violenza, ma soprattutto adesso è tardi. È tardi perché io ho capito quanta rabbia c'è dentro questa donna. Questa rabbia anche un po', diciamo, sopita, ma è enorme. E lei dice, no, ormai chi se ne frega del mondo, di tutto quello. Io non ho più niente, non vedo neanche più le persone, ha detto. Io giro, vado, ma non vedo più niente. Adriano Tonellato, cosa vedono queste persone invece che tu cerchi di dare conforto con la tua squadra, questa meravigliosa squadra di volontari ospedalieri, in un momento delicato dove sei a tu per tu delle volte anche non solo con la sofferenza ma anche con la morte? Magari qualcuno sa che prima o poi deve arrivare, deve avere un qualcuno, un qualcosa da credere per continuare non a vivere ma a sopravvivere. E voi fate questo, ecco, prendete le mani, per modo di dire, di queste persone, cercate di accompagnarle per farli sentire meno soli. Prego Adriano. Sì, sento questo caso che tu hai riferito adesso ed è veramente un caso emblematico di cosa può accadere, diciamo, una persona che noi di fondo senz'altro consideriamo una persona fragile, molto fragile in questo momento per le situazioni che sta vivendo e per la realtà che ha. Ecco, l'aiuto a queste persone, logico, non possono essere lasciate sole e quindi devono intervenire vari diciamo, entità ad aiutarla. Ci sono le associazioni che sono specialistiche e, come abbiamo sentito adesso la dottoressa, fanno questa attività di ascolto molto molto valida. Noi volontari prettamente nelle strutture ospedaliere, ma non solo, perché ora con accordi che abbiamo siamo anche nelle strutture fragili, parliamo di case per anziani, centri di disabilità, abbiamo un progetto adesso in piedi che proprio ci permetterà di entrare con i nostri volontari in questi ambiti, nel territorio, quindi accanto alla fragilità, che è poi una linea che vede coinvolte tutte le nostre associate, diciamo, a livello nazionale. Siamo impegnati proprio su questi progetti, 2025 sono partiti e ancora altri si inseriranno. Cosa lavo volontari? Quanti anni ha questa associazione, Adriano? Grazie della domanda, come si dice, perché lo scorso anno a febbraio abbiamo fatto festa anche noi, una giornata a febbraio il 24, era il trentennale, abbiamo fatto 30 anni. Pensate. Di AVO, con un bellissimo convegno a Treviso, e su un tema, l'umanizzazione nella relazione di cura verso gli utenti della sanità, gli ammalati. Noi puntiamo, ci formiamo, ci prepariamo, essendo in ambito sanitario, i nostri volontari sono in un certo senso da regola obbligati quasi, ecco, a partecipare ai corsi di aggiornamento e di formazione che sono incentrati soprattutto su questo, sulla relazione di aiuto, sull'ascolto. L'ascolto attivo, si inserisce il termine attivo perché deve essere un ascolto coinvolgente e proprio che permette alla persona che è in difficoltà, che accetta di avvicinarti, perché è importante anche questo, nel momento in cui noi doniamo il nostro tempo ad ascoltare, è un dono che il volontario fa, reciprocamente se l'altra persona accetta il volontario per parlare assieme,
scambia una parte del dono che torna al volontario, quindi c'è uno scambio, c'è una reciprocità, è un concetto del nostro fondatore. Mi fermo, non vado nel complicato. No, ma hai fatto bene a dirlo. Io sono un po' perplessa, se devo dire la verità, su quella che è la formazione del volontario. Capisco che in certi casi ci voglia, perché c'è un problema di sicurezza, ci sono delle cose, non dico di no. Però io mi rifiuto di sentire ancora una volta che il volontario deve andare a scuola. Io penso che sia una certa politica che deve andare a scuola, che deve iniziare intanto a capire la parola volontario, la parola volontariato, la parola associazionismo, per capire come fare. Perché vedi, Adriano, quello che mi rammarica, e lo dico tutte le mattine, è che siamo arrivati a un punto che il volontario deve girare col commercialista e pagare per fare il volontario. Certo. Allora, capite bene che io mi ribello, dopo sento anche Maria Stella Di Bartolo se la pensa come la Mirella, lo trovo scandaloso, lo trovo il fallimento della politica, ma come? Dove anche durante la pandemia e non solo, proprio grazie al mondo del volontariato la politica è riuscita ad arrivare alle fragilità, a tenere in piedi questo paese. Alla fine ci troviamo che dobbiamo prenderci il commercialista, cambiamo continuamente nome, non so il perché rimaniamo sempre fermi, cambia il direttore dell'orchestra ma l'orchestra è sempre quella, promozioni, elezioni che non si riesce a capire dove vanno a parare i soliti 3-4 noti che si ricandidano, che vengono riconfermati, sempre un giro, il nuovo non arriva, non appare, i giovani dove sono? E sì, rappresentano dei numeri importanti di associazioni, e si va avanti. Però bisogna avere anche il coraggio di dirle le cose, Adriano Tonellato. Ma perché devo andare a scuola se faccio questo tipo di volontariato? Cioè io capisco che ci sia un volontariato che deve essere anche, che deve fare un percorso giustamente per diventare volontario. Ma chi? Perché qui hanno fatto un minestrone talmente grande dove siamo dentro tutti, e che emergono chi è alla fine? I soliti noti. Allora, avvocato, giusto, perché è anche avvocato, Maria Stella Di Bartolo, cosa ne pensi di quello che ho detto? Di questo cambiamento che non vedo, di questi giovani che fanno fatica ad avvicinarci, che non ci credono, non li abbiamo nonostante anche le lezioni in classe, tutto quello che c'è, ma poi li perdiamo perché non li abbiamo. E poi anche i numeri, come apriamo questo 2025, con i numeri dei femminicidi, come vedi la situazione? Prego. Allora, per quanto riguarda il discorso sul volontariato, io credo che sia giusto fare una distinzione. Un conto c'è l'aspetto emotivo e di esperienza che i volontari portano e con loro, e di partecipazione a quella che è l'attività, come nel nostro caso. Un conto è avere a che fare con delle persone particolarmente fragili, per le quali, come le donne vittime di violenza, ritengo che sia fondamentale essere formate per poter comunicare con loro. C'è ancora un altro aspetto che non va taciuto. Ormai il terzo settore ha la necessità di mantenere degli standard per i quali, senza i quali non può avere quel minimo di fondi che sono indispensabili per la sopravvivenza di un'attività associativa. Per esempio la nostra è un centro antiviolenza che ha un'utenza molto estesa e ormai è diventato un vero e proprio lavoro, per cui la formazione diventa fondamentale. È vero, è molta burocrazia, ma credo che sia giusto, per quanto riguarda soprattutto avere a che fare con la violenza sulle donne, che comporta tanti ambiti: l'ambito psicologico, l'ambito dell'accoglienza e quindi dell'empatia e di saper comunicare con questa donna, e l'ambito legale, che richiede un'attenzione particolare, perché ci sono delle normative specifiche per le donne vittime di violenza. Quindi, per esempio, per noi la formazione è fondamentale. E poi
come dicevo prima, ce lo richiedono le varie normative regionali e intese Stato-Regioni. Senza la formazione noi fondi non ne prendiamo, e per lavorare noi dei fondi ne abbiamo bisogno. Per quanto riguarda, questa è una constatazione più che un mio pensiero, per quanto riguarda l'inizio dell'anno 2025, allora i dati arrivano, si riferiscono all'anno 2024. Per quanto riguarda, guarda, ho qua proprio la rilevazione dei dati che abbiamo mandato in questi giorni alla Regione Veneto. Per quanto riguarda il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, che è uno dei 5 centri della provincia di Treviso, abbiamo avuto come contatti circa 370 donne. Mamma mia. Come prese in carico nuove dell'anno 2024 171, noi ad oggi anzi al 31 di dicembre abbiamo in carico 255 donne. Mamma mia. Avete sentito che numeri? Adriano, come commenti i numeri della Presidente del Telefono Rosa, Maria Stella Di Bartolo? È tutto senz'altro collegato alla competenza che ha acquisito il centro fino ad ora, e quindi ecco che l'evidenza porta che molte persone si attivino e chiedano l'aiuto a questo centro, che dimostra di operare con metodi di qualità. Ecco il discorso formazione, che purtroppo in ogni ambito, magari per lo specifico ambito operativo di attività, qualcosa ci vuole. Ecco, e quindi come noi siamo vicini alla solitudine, all'isolamento, alle persone sole, bisognose, e che quando sono ricoverate nelle strutture sanitarie sono preoccupatissime, noi diciamo che il sentimento che emerge all'80-90%, quasi al 100%, è un po' la rabbia. Scusa, ecco, in questo senso, proprio uso quel termine, la rabbia, proprio a livello di consolidare un ragionamento comune che si fa spesso in questo tipo di ragionamento. Noi non operiamo, il nostro volontario, quando si avvicina a una persona di questo tipo che ci accetta, non ragioniamo con lui, non condividiamo la rabbia sua, noi cerchiamo perché comprendiamo, ed è così, che dietro la rabbia nasconda un sentimento un altro sentimento importantissimo, che è la paura. E la fragilità in quel momento. La fragilità è complessiva, ma la paura di essere in quella situazione. Lì c'è la vicinanza e magari sollevare quella persona dal punto di vista del confidarsi e di Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella, Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto questa signora che aveva bisogno, bisognava aiutarla prima, non adesso. Va bene, adesso ancora di più, ma è impossibile che sul nostro paese andiamo su Marte e fare un giretto a bere caffè e dove c'è cura per questa gente che è qua. Ma che gente siamo? Come abbiamo eletto, gente che agisce così, poi non mi trasmette. Guarda, dopo ai volontari non occorre che vada a scuola, perché quello che gli ha da dare, lo va dentro le ore, su cuore, non lo imparerà mai a scuola, lo va dentro le ore, va bene? Cosa c'entra le scuole? C'è tutto bagato sui soldi, perché anche la regione. Cosa se sta signora qua, sto avvocato qua, 120 persone per dare la tarde di Dio, aiutarla, dare il stay, aiutarli in tutto quello che gli ha bisogno. E i soldi no. E queste deve essere priorità, non piaceri. Questo non è un favore che ti fa alla povera gente, è di un dovere. Ma non è, ma davvero pensare che deve interessi tutti, ragazzi, diventiamo, se abbiamo la fortuna, diventiamo tutti i vecchi. E i vecchi bisogna aiutarli, ma aiutarli con una parola, con la vicinanza. Siamo diventati della gente che non ha nessun valore, non valemo niente, perché non facciamo niente per migliorare. Tanti progetti, tante parole, ma col brodo se lungo, molto amara. Cara Mirella,
voi altri, come le vostre associazioni, da aiutare, perché queste sì alla povera gente che ne ha bisogno. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, bravi per quello che fa per gli altri. Sì, bisogna dire proprio bravi di più. Allora andiamo a vedere, grazie al nostro Rinaldo da Venezia, andiamo a vedere Telefono Rosa Treviso, poi lo commentiamo con la Presidente Maria Stella Di Bartolo. Violenza contro le donne, già 26 codici rossi attivati nella Marca dall'inizio dell'anno, numeri che dall'Osservatorio del Telefono Rosa e del Centro Antiviolenza di Treviso testimoniano, più che un aumento dei casi, una maggiore emersione della problematica della violenza nei confronti delle donne. Noi nell'anno 2023 abbiamo avuto 162 nuovi contatti, vuol dire 162 donne che sono venute da noi, che sono state prese in carico, vuol dire che hanno usufruito di consulenze di accoglienza, di ascolto, consulenze legali, consulenze psicologiche, orientamento verso anche percorsi di fuoriuscita, tenendo conto che però nel 2023 non ne avevamo già in carico un altro gruppo. Il totale fa che nell'arco del 2023 noi abbiamo in carico 198 donne. Numeri molto elevati anche perché il percorso di fuoriuscita dalla violenza non è breve e richiede spesso mesi, talvolta più di un anno di lavoro. Il nostro impegno chiaramente principale è quello di aiutarle, perché nel momento in cui loro riescono a venire fuori dalla spirale della violenza sono delle donne nuove, sono delle donne che riescono a ricostruirsi una propria vita e questo credo che sia l'aiuto più importante che diamo, però è anche importante che venga fatto un grande lavoro di prevenzione e questo lavoro di prevenzione lo si può fare solo con le giovani generazioni. Già una decina di scuole medie e superiori della Marca sono state coinvolte da Telefono Rosa in progetti di educazione all'affettività, rispetto tra i sessi, pari opportunità, abbattimento degli stereotipi di genere. Lavorando anche con i docenti è possibile iniziare quel cambiamento culturale che è il punto cardine per poter ridurre il fenomeno della violenza. Abbiamo sentito la già Presidente di Telefono Rosa Rita Gianetti. Il problema è che non riusciamo a capire cosa sta succedendo anche con questa rabbia, come ha detto Adriano Tonellato, che c'è non solo nella figura maschile ma anche nella figura femminile. Queste ragazze che iniziano a imitare questi ragazzi, ecco, con delle risse anche incredibili, ecco, l'accompagnamento che bisognerebbe fare, ecco, e qua ci vogliono gli educatori. Quando tu incontri questi genitori devi parlare con queste fragilità. Allora io sono d'accordo con l'avvocato Maria Stella Di Bartolo, Presidente di Telefono Rosa, che allora qui sì abbiamo bisogno di capire come gestire la situazione. Però non si può fare un minestrone e mettere tutti dentro, ecco, perché io sono convinta che sotto c'è un business pazzesco, lo dico, l'ho sempre detto davanti alle telecamere. Questo business fa sì che appunto qualcuno ci richieda di fare un volontariato diverso da quello che magari il volontario pensava di aver fatto fino allora. Noi abbiamo, i veri volontari hanno 80, 70, 60, diciamoci la verità. Poi ci sono delle nuove leve ma molto poche e nonostante questo si fa sempre più fatica perché la burocrazia ci sta limitando. Quello che ha detto la Presidente Maria Stella Di Bartolo condivido, perché loro stanno veramente trattando delle fragilità delicatissime, però dobbiamo anche capire, Maria Stella, chi fa cosa e chi è. Perché se non facciamo questo non riusciremo mai ad arrivare alla fragilità. Tu cosa fai? Occupati di questo. Tu cosa fai? Ecco, tu è meglio che fai dei corsi per fare questo tipo di volontariato, ma non fare il calderone che hanno fatto, non arriviamo a niente. Prego Maria Stella. Volevo fare una digressione sulla questione dei ragazzi giovani in difficoltà. Quest'anno il Centro Antiviolenza per il 25 novembre ha ritenuto di accettare l'invito della sezione minorile del carcere di Treviso. E sono andata anch'io e altre 3 operatrici, colleghe del centro, e lì abbiamo potuto toccare con mano
gli effetti di una violenza domestica vissuta dai figli. Lì dentro, in quel momento in cui siamo andati noi, c'erano ragazzi al 95-96% figli di violenza. Quindi questo mio dire che cosa sta a indicare? Che secondo me la attenzione maggiore in questo momento deve essere rivolta ai ragazzi e a dare loro spazi di ascolto in cui questi ragazzi possano provare a confrontarsi con le loro difficoltà e le loro emozioni, perché la violenza genera violenza e questi ragazzi che hanno commesso anche dei crimini efferati hanno alle spalle una vita drammatica. Sono figli di madri maltrattate, sono figli di padri maltrattanti e hanno una prospettiva di vita veramente chiusa e indirizzata alla violenza, maschi e femmine che siano. Noi abbiamo incontrato uomini perché a Treviso la sezione è maschile. Per questo dico che la formazione degli operatori deve essere forte, perché quando noi accogliamo una donna non ci possiamo dimenticare che quella donna a casa ha dei figli e ha dei figli che devono uscire da quella casa e quindi noi come operatrici del centro dobbiamo trovare tutte le chiavi emotive che la donna, che si servono per aprire il cuore della donna che essendo vittima di violenza ha una complessità difficile da decifrare. Quindi questo era il mio dire della formazione. Il discorso della burocratizzazione è un discorso complesso, lo capisco e condivido anche il tuo dire, Mirella, però a noi il riconoscimento della regione ci ha permesso di aiutare tante persone, tante donne con i loro figli e noi in questo senso dobbiamo continuare a battere. Più formazione nostra ci permette di entrare in modo più adeguato ad aiutare queste donne. Ma è quello che chiedo anch'io. Fare formazione dove serve e a chi serve nel mondo dove operano e lasciar perdere quelli che non c'entra che facciano formazione perché il lavoro che fanno esula da quella che è la formazione. Se si rompe un frigorifero, chiamiamo l'addetto al frigorifero, non è che ci mettiamo ad aggiustare il frigorifero, è come con la macchina, no? Che la patente ancora adesso per acquisire la patente devi conoscere il motore, ma se la macchina si ferma ormai, non è che mi metto là con le macchine che abbiamo adesso a vedere cos'ha il motore. Chiamo il carro attrezzo, tu ridi, Maria Stella mi viene da piangere perché non ci siamo, ma non ci siamo proprio, perché non c'è la volontà del cambiamento, è là il problema, non c'è la volontà di cambiare, non c'è niente da fare, questo paese è fermo, è immobile, non si va avanti da nessuna parte, perché? Perché tutto deve rimanere come sta, dividi e t'impera. Pubblicità. Ho deciso di essere una volontaria AVO perché noi siamo ciò che doniamo. L'AVO per me è un luogo abitato da emozioni. Sono AVO perché c'è bisogno di stringere la mano, ma nel vero senso della parola. Ci sono persone a cui non resta altro che una stretta di mano, fatta con affetto, fatta con vero sentimento. E questo è ciò che resta, una stretta di mano, vera.
Sento la nostalgia d'un passato dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontana da te non si può stare. Zan Zan, Maria Stella Di Bartolo. Abbiamo visto tante donne, avete visto siamo sempre superiori agli uomini, anche come centenarie. Queste donne, chissà dietro ogni volto che storia. Se queste donne dovessero scrivere dei libri, chissà quanti libri scriverebbero. E soprattutto la violenza che hanno passato, perché queste sono donne che hanno vissuto la guerra, sanno cosa vuol dire la miseria, non la povertà che è un'altra cosa. Eppure delle volte si ritrovano a questa età molto critica, dove sono fragilissime anche con tanti acciacchi, a non sempre ad avere un accompagnamento adeguato. Ecco, tu a queste donne cosa vorresti dire? Ecco, ad Adriano Tonellato, ad esempio, perché non unire le forze anche tra l'associazione AVO e voi? Perché loro sono negli ospedali, sanno delle volte e vedono la situazione anche drammatica che c'è in quel letto di questa donna. Ecco, forse dobbiamo unire più le forze. Cosa ne pensi, Maria Stella? Che il lavoro in rete è fondamentale, che noi siamo inseriti in un tavolo di rete, una rete interistituzionale che ha come capofila il Comune di Treviso, che ci permette di avere una realtà, avere una visione della realtà per quanto riguarda noi della violenza di genere molto più articolata. Certo, noi siamo comunque a disposizione per qualsiasi tipo di forma di collaborazione solidale e quindi perché no? Noi siamo sempre comunque a disposizione. Qualche donna anziana è venuta da noi ed è molto difficile aiutarle perché sono donne che hanno un gran coraggio a venire dopo avendo alle spalle una vita di violenza difficile anche da scardinare, essendo una violenza che è nata con il loro rapporto sentimentale durato epocale, che ha attraversato modi di pensiero e delle realtà storiche drammatiche. Eppure ci sono donne che hanno malgrado l'età, hanno il coraggio di prendere in mano la loro vita. Da noi è venuta una signora di più di 80 anni. Avete capito cosa sta raccontando la Presidente di Telefono Rosa di Treviso, Maria Stella Di Bartolo? Ecco, questi accompagnamenti sono veramente importanti. Io non ringrazierò mai proprio abbastanza queste presidenti, queste associazioni per fare un lavoro importante, un lavoro dove veramente c'è un aiuto concreto, perché se tu telefoni io ci sono, se tu arrivi io ci sono. Ecco, c'è quell'ascolto che poi non c'è in altre realtà. Questa mamma che ho sentito ieri, come ho nominato i servizi sociali, mamma mia, mi sembrava di aver nominato Satana, Presidente. Ha detto, per carità, non parlarmi di servizi sociali.
ho detto ma ti conoscono? Mamma mia, se mi conoscono e come mi conoscono. Però la prima cosa tutti che mi dicevano bisogna portare via il bambino, il ragazzo, e questa è una cosa che rimarrà sempre dentro di me, questa voler invece di capire, strappare l'unica cosa al mondo che avevo, invece di aiutarmi a crescere con lui, a fare percorsi diversi. Secondo te, Presidente Di Bartolo, ci vorrebbe un cambiamento anche nei servizi sociali, dove chiudono il venerdì alle 13 e non trovi più nessuno fino a lunedì mattina? Io capisco che per carità siano anche tanto impegnati e non c'è problema, però voi capite che proprio il fine settimana, dove c'è questa solitudine, ci dovrebbe essere ancora più ascolto, perché appunto magari non vai al lavoro, tante circostanze che ti fanno sentire ancora più sola. Ecco, una parte si diverte, una parte invece sta passando le pene dell'inferno, magari con lo stesso compagno o il marito in casa con figli. Prego, Presidente Di Bartolo. Ma io più che cambiamento culturale direi che avrebbero bisogno di più risorse perché sono pochi e il disagio sociale mi pare che aumenti sempre di più, per cui siamo sempre lì. È estremamente cinico parlare di soldi, di fondi, di risorse quando si ha a che fare dall'altra parte con la sofferenza delle persone. Però obiettivamente la realtà è questa. Noi come centro antiviolenza abbiamo una collaborazione molto stretta con i servizi sociali e posso dire che riusciamo ad aiutare tante persone. Poi ovviamente ognuno ha il suo ambito di competenza, però non possiamo negare il fatto che una difficoltà di natura materiale come quella appunto di avere poche risorse, anche risorse umane, perché i casi, ripeto, sono tantissimi, per cui lavorano veramente in affanno. Quindi io ripeto, noi collaboriamo moltissimo e ci facciamo anche a staffetta, quando non arrivano loro possiamo arrivare noi, però pensiamo anche che le risorse sono quelle. Sì, risorse e anche competenza, perché non sempre dietro queste porte, questi uffici trovi delle persone competenti, è una situazione molto molto delicata. Ecco, qui ci vuole veramente formazione per ricoprire quei ruoli, dico io, sono ruoli delicatissimi e non è possibile che io ne sento tantissime, voi non lo sapete, ma io ho avuto, vediamo se Andrea fa vedere questa donna di 90 anni che è arrivata qui una mattina poco tempo fa a Natale con un panettone. Prima ha preso la bicicletta, poi ha preso la corriera ed è venuta a chiedermi ascolto. Ecco, non è venuta a chiedere soldi, ma ascolto. Guardatela, queste sono le sue mani, era seduta sulla poltrona qui a fianco a questo studio, per far capire l'importanza, perché lei si sente viva, lei ha bisogno di conoscere, di capire cosa me ne faccio dei miei figli che vengono là a mangiare 10 minuti e non dicono una parola. Io sono viva a 90 anni, pensate. Eppure, come diceva anche la Presidente Maria Stella Di Bartolo, ancora voglia di lottare, ancora voglia di dire ci sono ancora e se ci sono devo essere ancora viva. Cosa ne pensi di questa donna, ecco, che è arrivata qui a Media Nord-Est la mattina, 90 anni, senza nessun problema, ecco, perché lo spirito di reagire a questa apatia, ho bussato a tutte le porte, nessuno mi ascolta, non gliene frega niente di me. Ecco, questo è un altro ascolto. Prego Adriano, cosa vuoi dire a questa signora che ti sta ascoltando, poi non si perde una trasmissione? Io vedo anche la postura della signora, mi permetto di vedere adesso, e da quello che hai raccontato a te, una grande dignità che vuole preservare, perché lei senz'altro nella sua vita ha dato tanto, si vede appunto come proprio dalle mani, diciamo, consumate, se mi permette di dire, ecco. E quindi a volte anche nell'ambito familiare
più giovani vedono, magari sono distratti da tutto il mondo che adesso appare, che brilla, che crea quella socialità che poi è effimera, cioè effimera è anche molto diciamo anche commerciale, ma è solo di comunicazione spinta di apparenza, di apparenza e basta. Sentiamo Maria Stella Di Bartolo, cosa vuoi dire a questa donna che ti sta ascoltando, che sta dicendo al mondo intero: guardate che io sono ancora viva anche se ho 90 anni, io voglio conoscere, capire. Prego. Io ho avuto una nonna che è morta a 100 anni e fino ai 96-97 anni si metteva ancora lo smalto sulle unghie e si truccava, quindi ho una grandissima ammirazione per questa donna, la cui forza era proprio racchiusa nell'immagine delle mani, come dice infatti anche l'altro ospite. E cosa voglio dire? Signora, viva al massimo ogni momento della sua vita, perché lei può solo essere un esempio per le generazioni future, donne soprattutto, ma anche uomini. Andiamo a vedere, allora andiamo a Padova, questo servizio ESU Centro Veneto Progetto Donna. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Si chiama IZZONESU, la violenza non ha residenza, la collaborazione tra l'ESU di Padova e il Centro Veneto Progetti Donna, un'iniziativa voluta per contrastare la violenza di genere. È un progetto che si svilupperà in 4 fasi, dove appunto verranno formati dapprima tutti i dipendenti di ESU, poi una fase specifica di formazione e informazione riguardante gli operatori delle residenze. Verrà una terza fase, si susseguirà di comunicazione agli studenti e a chi vive gli spazi universitari, e alla fine verranno redatte delle linee guida che l'ESU si impegnerà a seguire per contrastare appunto la violenza di genere. Un piano, quello proposto da ESU, che nasce non solo per sensibilizzare personale e studenti, ma per fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare la violenza di genere all'interno delle residenze e degli spazi universitari. Si crede che in università non possa accadere, invece abbiamo visto che accade, perché appunto c'è un problema culturale. Questo problema culturale, per essere risolto, serve una decostruzione che parte in primis da questi luoghi, attraverso la formazione non solo degli studenti e delle studentesse, ma anche del personale amministrativo, del personale docente, di tutte le persone che lavorano, in questo caso anche all'interno dell'ESU. Molto si è fatto negli anni. Dopo la morte di Giulia Cecchettin, però, le denunce sono aumentate, come in una presa di coscienza collettiva. C'è una maggiore sensibilità, ma c'è anche una maggiore consapevolezza da parte delle donne e soprattutto anche delle ragazze giovani di chiedere aiuto. Noi abbiamo avuto un incremento costante delle richieste di aiuto molto diverso dagli anni precedenti, direi quasi un aumento esponenziale, soprattutto anche di ragazze giovani, ed è per questo che il progetto con ESU è ancora più importante, perché se prendiamo per tempo, se prendiamo prima la violenza, riusciamo anche ad evitare che poi le situazioni vadano a peggiorare. Allora, Presidente Di Bartolo, noi abbiamo visto anche tanti giovani, ma dopo dove li ritroviamo questi giovani? Che tutto il mondo del volontariato, a parte qualche piccola realtà che dice no, noi abbiamo anche abbastanza giovani, abbastanza però non tutti quelli che servirebbero. Cosa fanno questi giovani, queste ragazze, questi ragazzi? Prego, Presidente. Bella domanda. Anche noi avremo la necessità di incrementare una mano da parte di persone volontarie, e i giovani e le giovani da noi non vengono. Consideriamo che già metà della popolazione l'abbiamo eliminata, perché da noi possono operare solo donne, e quindi in quell'ambito dovremo cercare di sollecitare di più l'attenzione delle giovani donne a formarsi
per poi venire ad aiutare in questa missione che è la lotta contro la violenza di genere. Io spero tanto che si cominci a ascoltarli questi giovani, perché nel momento in cui noi diamo loro la possibilità di parlare, di arrivare alle loro coscienze, al loro cervello e anche al loro cuore, questi ragazzi possono trovare delle risorse per poter decidere di aiutare in maniera concreta il prossimo. Andiamo a vedere anche cosa ha detto il Vescovo proprio sulla violenza di genere. Andiamo a sentire. Per noi rappresenta un po' un filo che chiude in parte un cerchio. Rotary Club Treviso Nord, Fondazione Mauro Cordato e Centro Antiviolenza Telefono Rosa, insieme per una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e per i loro figli. A Palazzo Rinaldi la consegna delle chiavi di un appartamento a canone estremamente contenuto in cui troveranno accoglienza mamme e bambini. È anche un segno di presenza della Chiesa locale su questi temi perché dobbiamo davvero fare una conversione personale. La violenza contro le donne può albergare in ogni uomo, ma deve esserci anche una conversione strutturale della nostra cultura. Dobbiamo pensare in maniera differente, non possiamo accettare che ci siano differenze nel trattamento di uomini e donne e non possiamo pensare di risolvere le questioni con la violenza. La violenza è risorsa dei deboli e anche dei meschini. Abbiamo molte più strutture presenti nel nostro territorio, non solo quello della nostra provincia, ma anche nella regione e nel nostro paese, ma siamo ancora ben lontani dal superamento del fenomeno della violenza contro le donne. Una cultura di sottomissione femminile che si sta lavorando per scardinare, progressi di fronte ai quali c'è chi diventa violento. Può anche essere che sia una reazione, ma l'emancipazione è giusta ed è esattamente il cammino che dobbiamo fare, perché essere emancipate significa essere libere ed essere libere significa vivere semplicemente da persone umane ed è il punto di partenza dal quale dobbiamo darci, per cui davvero più diritti, più libertà, più incontro e poi più vita insieme. Io non riesco a capire, io vedo sempre diversamente giovani a riunioni, convegni, ma i giovani dove sono, Adriano Tonellato? Io non li vedo da nessuna parte, pochissimi. Se non è la scuola che porta questi ragazzi ad ascoltare delle cose anche delle volte importanti, io non li vedo da nessuna parte. Come mai, Adriano? L'età, certo, l'età porta che uno ha acquisito o presume di aver acquisito delle conoscenze, competenze e si è in un certo senso posizionato se c'è una piramide, consideriamola all'apice, quindi la gestione, gestisco, conosco e i giovani li ricerco anche sì. Qualcuno è fortunato, ci riesce perché trova un metodo che riesce a far ciò. Poi si lavora in effetti con quello che si ha e vediamo che le età sono medio alte, però abbiamo anche delle realtà che hanno dei giovani. Noi in proporzione, se ragioniamo, conoscendo un po' l'ambito qui provinciale, essendo anche conoscendo i coordinamenti che esistono delle associazioni di volontariato in provincia, vedo che mediamente chi è nei consigli di gestione di queste associazioni sono tutti di età importanti. C'è qualche entrata di giovani, diciamo anche trentenni, quarantenni, ma fanno notevoli difficoltà. Magari hanno delle idee, perché se un giovane... Ma quelli sono giovani uomini, giovani donne, sì. Ma i giovani, dai 16 ai 25 anni, dove sono, Adriano? Io ti dico che la nostra associazione ha un progetto in piedi da qualche anno con il Centro Servizi Volontariato, dove abbiamo detto non è una scommessa, abbiamo voluto portare avanti, c'era questa iniziativa, il Centro Servizi fa una guida sul volontariato di tutta la provincia, una paginetta, ti presenti e dici cosa fai, cosa ricerchi. Cerchiamo i giovani. Noi abbiamo avuto esperienza con 5 giovani e normalmente lo statuto, le nostre regole dicono dai 18 in avanti l'età che si entra, maggiorenni, per la copertura anche assicurativa che è obbligatoria.
Noi abbiamo fatto una sfida, abbiamo partecipato a questo progettino del centro servizi, alla fine sono arrivati 5 giovani, possiamo accoglierli dai 14 anni ai 18 minorenni. Beh, adesso sono arrivati 2 ragazzi e 3 ragazze che sono entrati nei vari progetti con gli anziani, anche in affiancamento in ospedale. Ecco, adesso praticamente sono rimasti 2, 3 hanno lasciato, si sono sfumati, evaporati. Ecco, 2 sono rimasti e sono veramente in gamba, valide, insisto. Quindi sentiamo cosa dice. Piccoli passetti. Devo correre perché purtroppo il tempo è terminato. Sentiamo anche cosa dice Maria Stella Di Bartolo, i giovani. La Chiesa ne ha anche tanti, forse anche là ci sono i campanili, forse dovremmo unirci di più, come fare più squadra, più sinergia, perché così non andiamo mica da nessuna parte. E sono anni e anni che lo diciamo, il 2025, ma i giovani devono ancora arrivare, nonostante sforzi delle associazioni. Prego, Presidente. Probabilmente anche noi associazioni dovremmo modernizzare la nostra comunicazione. Dico solo questo e mi taccio. Sono andata l'anno scorso in una scuola e guardando i nostri volantini che raffigurano un telefono con la tastiera, la rotellina che girava una volta, dei ragazzi mi hanno chiesto: ma perché voi avete una conchiglia nel vostro volantino? Quindi probabilmente anche noi associazioni dovremo provare a toccare altri tasti comunicativi con loro, e andando per le scuole, vedendo come parliamo con loro e ci rivolgiamo a loro, magari possono capire che anche venire ad aiutare, venire ai nostri eventi, può essere una forma di cultura e di arricchimento. In effetti io penso che bisogna intrigarli di più, ecco, farli partecipi, ad esempio un'educazione civica anche col mondo del volontariato non sarebbe male, non solo nella scuola, ma portarli anche nelle realtà delle associazioni per capire chi siamo, cosa facciamo. Ognuno poi la pensa alla propria maniera, ma almeno vede, tocca con mano, perché io sono convinta, Presidente, che loro sono stanchi della lezioncina. Io sono andata in diverse scuole, sì, ti ascoltano, ma se ne intrighi 2 o 3 già una vittoria grande, hanno sti cellulari, si guardano, fanno i cavoli loro. Non è che, perché a mio avviso loro hanno bisogno di essere protagonisti, ecco, di essere loro quelli che devono essere ascoltati e non gli spettatori. Cosa dici, Presidente? Sì, assolutamente. Difatti noi al centro, quando chiedono di venire anche a vedere cos'è un centro antiviolenza, abbiamo ospitato anche dei ragazzi minorenni, sono venuti gli scout, sono venute rappresentanze del liceo Canova, erano un po' più grandicelli, ma sono venute. Noi accogliamo sempre l'opportunità di far entrare i giovani per vedere quello che si fa, e i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di parlare, dire quello che pensano, e noi possiamo ascoltarli e provare con loro un dialogo, no? Una conversazione monodirezionale, loro ad ascoltare noi, e forse così potremo riuscire a coinvolgerli anche come volontari, o comunque a aderire al pensiero di aiutare gli altri a seconda poi della propria indole. Come ci saluti, Presidente Maria Stella Di Bartolo? Che messaggio vuoi lasciare questa mattina? Prego. Studiamo, formiamoci e impariamo ad ascoltare gli altri, uomo o donna che sia. Prossima iniziativa che farete? Stiamo valutando in prossimità dell'8 marzo qualcosa. Saremo il 23 di febbraio al Palaverde con le Pantere. Le Pantere, sentite queste famose Pantere. Grazie a Maria Stella Di Bartolo, Presidente Telefono Rosa di Treviso, di essere stata con noi, di aver fatto capire l'importanza di partecipare, di capire, ma soprattutto di ascoltare, specialmente chi è in difficoltà. Grazie veramente, sentiamo come ci saluta Adriano Tonellato. Ecco, io dico sempre,
dobbiamo fare, ma soprattutto dobbiamo esserci, cioè essere noi. A un giovane, se gli dai una giusta causa per un compito, per una missione, bisogna dare questo. Non vieni, fai volontario, di per sé poi viene utilizzato magari per cose che non prevedisci. Diamogli una causa giusta, corretta, nobile, e il giovane si appassiona, la fa sua e qualche giovane rimane. Parte sempre dalle nostre esperienze, i giovani che sono rimasti con noi, e ne abbiamo, dico, non li contiamo neanche su una mano, meno di quello che dicevo poco fa. Dietro, mi permetto di dirlo, ci sono le famiglie giuste, sane. La mamma accompagna la figlia di 16 anni all'appuntamento col volontariato, l'accompagna mamma e poi viene a prendere. Però ragazze che frequentano le scuole superiori, quindi hanno anche, sono formate e valide, ecco. E queste si avvicinano a noi, volontari esperti o volontarie esperte, e vanno nei reparti di ospedale accanto alle fragilità, che è un'identità che noi vogliamo portare avanti e che è anche poco in evoluzione, ma è in evoluzione. Ci conforta un po' questo. Grazie Adriano Tonellato, Presidente Associazione Volontario Ospedalieri AVOD, è stato con noi. Pubblicità. Altri due graditi ospiti, abbiamo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, Lega Veneta, curiosamente. E saluto anche Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo. Ecco, buongiorno sindaco, grazie. Invece primo mandato centro-sinistra, il sindaco di Asolo. Allora io partirei proprio, e grazie anche a lei sindaco di essere qua. Ecco, il sindaco, il problema che avete, il problema più urgente, siete in prima linea, io lo dico tutte le mattine da anni, che dovrebbero premiarvi solo per il lavoro che fate con pochissime risorse e l'ascolto soprattutto che date anche a questi cittadini, perché siete l'unico punto di riferimento. Però stiamo partendo col 2025 con dei dati che non sono tanto tranquillanti, 6 milioni di poveri, non si trova a casa, il lavoro è un'opzione per molti, con 2 stipendi non ce la fanno, la salute. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco Dalla Rosa? In questo momento continuo a relazionarmi con la popolazione, il problema più grande è il problema sociale. Ci sono molte famiglie, molte persone che si trovano in difficoltà, ma anche hanno poca fiducia nel futuro, e questa è forse la preoccupazione più grande. Non dovrebbe fare una riflessione, Bano, anche la politica su questo 50% che non va a votare? Cosa sta succedendo? Perché questa disaffezione? Vuol dire che non sono ascoltati, mi non vo combatta, tanto a me non mi aiuta mai, non riesce a capire i problemi. Cosa dice Bano? Io penso che se il 50% di persone non vanno a votare, evidentemente in questo momento l'offerta politica non è così interessante per quanto riguarda gli elettori, e quindi c'è una profonda delusione verso i politici, perché noi vediamo molto spesso che dicono una cosa e fanno esattamente il contrario, mentre dopo cosa succede? Che il primo punto di approdo dove vengono quando ci sono dei problemi invece sono i sindaci, che invece là è una partita completamente diversa, perché il sindaco deve sempre cercare di dare una risposta, cercare di risolvere i problemi, e quindi è sempre in prima linea. Ecco, in questo momento infatti io mi considero poco politico, molto amministratore, anche perché quando uno diventa politico, diventa sindaco, diventa sindaco di tutti, di chi ti ha votato, di chi non ti ha votato, e quindi ha l'obbligo di risolvere i problemi e portare avanti quello che diceva in campagna elettorale. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, vedrei anche cosa ne pensate voi sindaci in prima linea. Andiamo a vedere questo assalto al treno ai tifosi del Venezia, andiamo a vedere.
Un gruppo di una cinquantina di ultra dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, hanno assaltato il treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1200 tifosi lagunari. È accaduto alla stazione di Basigliano sabato 1 febbraio, poco prima delle 18:10, dopo la fine della partita disputata al Blue Energy Stadium. 2 persone sono rimaste ferite, portate successivamente in ospedale. I tifosi del Venezia erano stati scortati dalle forze dell'ordine dallo stadio alla stazione di Udine. I tafferugli sono durati pochi minuti perché è arrivato l'elicottero della polizia assieme a numerosi equipaggi. Per fermare il treno in corsa, gli ultras di Udinese Salisburgo, giunti appositamente per dare manforte ai friulani con cui sono gemellati, hanno rischiato di essere travolti dal convoglio. Il macchinista li ha evitati solo grazie a una frenata disperata. Appena il treno si è fermato nei pressi della stazione di Basigliano, pochi minuti dopo la partenza da Udine, una cinquantina di ultra incappucciati, armati di bastoni e manganelli, hanno assaltato le carrozze occupate dai tifosi lagunari. Gli scontri sono stati durissimi ma durati pochi minuti. I primi accertamenti consentivano di procedere all'arresto in flagranza di reato di 8 persone, di cui 5 austriaci, un bosniaco residente in Austria, un albanese e un italiano residenti a Udine, e la denuncia a piede libero di un italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifici pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Agli stessi verrà applicata il DASPO. A fine di ripristinare la circolazione ferroviaria, Trenitalia ha fatto giungere a Basigliano un treno a bordo del quale sono stati trasferiti passeggeri estranei all'incontro, mentre i tifosi lagunari sono stati spostati nelle carrozze integre del treno coinvolto negli scontri. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata poco prima delle 19:30, mentre il treno interessato è partito poco dopo le 20. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Udine e per essere sottoposti a giudizio direttissimo. Proseguono nel frattempo le attività di indagine per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato o anche solo di violazioni amministrative anche a carico di numerosi altri contendenti in corso di identificazione. Abbiamo Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Pronto? Pronto? Non sento, provate. Pronto? Allora, Bano, in attesa di riprendere il collegamento con Lorenza da Mestre, perché vanno ascoltate queste persone, cosa sta succedendo? Prima si diceva, ma il centro-sinistra è troppo buono, c'è il buonismo che dilaga. Adesso c'è la destra a destra e noi vediamo il Far West. Abbiamo invece per una partita di calcio cosa succede? Ecco, addirittura treni assaliti, treni fermati, treni. Hai paura di stare in casa perché ti arrivano queste bande dall'est con una massima indifferenza all'interno delle case a qualsiasi ora, non più solo di notte. Esco di casa, trovo risse, trovo questi ragazzi che fanno di tutto e di più. E chi ne risponde è sempre il sindaco. Che deve mettersi, risponde nel senso che il cittadino dice al suo sindaco quando lo trova, ma cosa sta succedendo? Perché ormai è dappertutto sta storia qua, non è che riesca. E soprattutto vedere questa nave, Bano, che va su e giù a prendere queste persone che hanno sto sacchettino, non so se delinquenti. Quando abbiamo le bande dall'est che arrivano indisturbate, che in pochi minuti mettono a fuoco e fiamme il paese e se ne vanno tranquillamente, non sarebbe più da attenzionare questa? Oppure vedere questi poliziotti, questi carabinieri in Albania, e qua non abbiamo i poliziotti da fermare, da aver paura, i cittadini che devono fare le ronde. Prego Bano. No, sono discorsi, diciamo, sono tanti punti che sono stati toccati. Quelli della rissa da stadio, mi ricordo ancora quando ero... Scusa Bano perché abbiamo Lorenza al telefono, vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Senta, io volevo, siccome che è una domanda, diciamo, volevo un'indicazione perché adesso hai un altro ospite e un altro argomento. Volevo capire come mai che nel Trivigiano, nel Padovano, che ci sono varie associazioni di volontariato, magari pochi, ma ci sono. Nel Veneziano è sguarnita. Volevo capire se voi siete in grado di darmi un'indicazione, visto che ho le gambe che non... e poi con interventi che ho subito, un calcinoma, eccetera. Volevo capire dove rivolgermi per quando ho bisogno. Eccola. Lorenza, guarda, hai fatto bene a dirlo, è tanto che lo dico che sarebbe utile
informare queste persone tramite il medico di famiglia, magari delle associazioni di volontariato che ci sono e di quelli che magari possono aiutare le persone in base a quello che si occupa l'associazione. Ma siccome Lorenza hanno fatto un minestrone, non sappiamo neanche noi più chi siamo, ecco, dobbiamo andare a scuola per fare volontariato, anche se in certi casi non serve. Chi siamo e cosa facciamo non lo sappiamo, perché tutti fanno tutto, e poi troviamo Lorenza che ci dice: ma a Venezia c'è qualcuno che mi può aiutare o no? Lorenza, poi ti richiamo, lascia il tuo numero di telefono e ti darò le informazioni che desideri. Allora Bano, continuiamo e poi rispondiamo anche a Lorenza, perché è una delle tante telefonate che ricevo, ma i servizi sociali ci stanno, ci fanno. Vediamo, prego Bano. I servizi sociali dipende dal tipo di comune, cioè nel senso da noi funzionano molto bene, ma abbiamo preso delle linee abbastanza chiare, che è quello proprio di potenziare, decidere di investire più sugli assistenti sociali, quindi ne abbiamo assunta una in più che è molto brava tra l'altro, e soprattutto abbiamo un assessore che si occupa di sociale, perché è tutore legale di molti disabili, fa l'avvocato, è sempre stata impegnata fin da giovane con la zia e quindi abbiamo una situazione sotto controllo. Il problema principale però sono i minori, quando purtroppo siamo obbligati a allontanare di casa per motivi familiari. A quel punto là diventa un dramma economico per il comune, perché pensate che a noi un minore che spostiamo e mettiamo su una casa famiglia ci costa circa dai 215 ai 250 euro al giorno, quindi moltiplicate per 6, 7, 8 casi, e quindi vi rendete conto che la maggior parte di risorse noi le stiamo spendendo in quelle situazioni là. Quindi, per ritornare al discorso di prima della sicurezza? Allora, per quanto riguarda diciamo, la violenza negli stadi, io fin da quando andavo a scuola, alle medie, superiori eccetera, le ho sempre viste. Purtroppo è un momento in cui la gente sfoga la propria rabbia, la propria pulsione in maniera completamente sbagliata, ma io vedo persone normalissime, tu li vedi vestiti in doppio petto, in giacca e cravatta eccetera, la domenica trasformarsi, cominciare a inveire e fare anche dell'altro allo stadio. Io allo stadio ci vado e dovrebbe essere secondo me un modello da prendere, quello inglese, quindi si prendono questi personaggi qua e si mandano via, naturalmente con un bel daspo e una bella denuncia, ecco, questo è come la vedo io. Poi ho sentito parlare, si faceva il discorso dell'Albania, dei poliziotti, dei trasfertisti, eccetera, sono questioni completamente diverse. L'Albania si voleva utilizzare un modello deterrente, cioè quindi tu vieni in Italia attraverso, non dico un barcone, però dei trafficanti, a quel punto là vieni preso, vieni portato in Albania, in modo che prima di partire ci pensi e prima di pagare ci pensi molte volte. Può essere anche un discorso cinico, però questo in teoria dovrebbe servire a impedire che molte persone partino per venire in Italia, perché se tu sai che tu parti in maniera illegale e vieni portato in Albania, che non è l'Italia, magari trovi delle strade diverse. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda invece le forze dell'ordine, è vero che in questo momento mancano, noi gli chiediamo in maniera anche con Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, le chiediamo che siano più presenti. E c'è da dire però una cosa, in maniera molto, molto chiara: se ogni tanto qualche giudice, invece di liberare personaggi che vanno a rubare il giorno dopo, li tenessero un po' più in galera e gli facessero scontare la pena anche nei paesi di partenza, perché la maggior parte sono trasfertisti, gente che viene dall'est, viene qua, ruba, tanto sanno che non gli fanno niente. Ecco, magari con accordi bilaterali io sarei disponibile, sarei favorevole, lo dico anche ai miei parlamentari, di pagare il soggiorno nelle loro carceri. Perché loro cos'è che dicono i paesi di partenza? Dicono: siccome li avete arrestati voi, l'indagine l'avete condotta voi, eccetera, ve li portate in galera voi. Noi abbiamo le carceri strapiene, non abbiamo gli spazi, cosa fa il giudice? Il giudice li libera.
Cioè tu devi accumulare oltre 4 anni di pene per andare in galera, cioè, quindi voi capite che è molto difficile, uno si deve impegnare per andare in galera. Quindi, anche se abbiamo le galere strapiene. Quindi io pagherei volentieri perché rimanessero in galera nei loro paesi. Sentiamo cosa come commenta invece Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo, centrosinistra. Prego, sindaco. Allora io credo che il punto problematico è proprio questo 50% delle persone che non va a votare. E questo cosa significa? Significa che c'è una crisi dei valori sociali, una crisi del modello culturale che abbiamo portato avanti fino adesso. È un modello che si è basato soprattutto sul modello capitalista, che non ha saputo offrire o dare dei valori se non quello dei soldi e quello degli interessi. E questa stratificazione di questo modo di ragionare sta portando a conseguenze, a mio avviso, drammatiche. Oltre a questa criticità che non è facile risolvere in quanto modelli nuovi per il momento non ce ne sono, c'è questa ventata di nuova tecnologia che sta soppiantando anche il modello capitalista che finora ha governato. E questa società così strutturata, questa nuova, non dà spazio in questo momento a rapporti sociali. Ed è fa vedere la paura, fa vedere il nemico dappertutto e alcune persone ci soffiano, ci sguazzano e giocano con questi fattori che sono drammatici. E questo va a alimentare quella che è la paura dell'altro che non porta bene per nessuno. E quindi bisogna rivedere lo stesso problema degli immigrati che si pone al contrario, cioè non si pensa perché stanno arrivando qua, ma si pensa come spedirli via. Sono problemi enormi che hanno bisogno di soluzioni però politiche, sicuramente politiche, ma anche sociali, di tutte le persone che ci devono ragionare e pensare in un'altra maniera. Bano, noi abbiamo bisogno, almeno le aziende che ho io, le associazioni che ho, che rappresentano sia le aziende che i lavoratori, ma anche le industrie, dicono che hanno bisogno di manodopera. Noi abbiamo una denatalità incredibile, abbiamo pochissimi giovani, ma il mondo va avanti. Ecco, come pensate di gestire questa situazione? Perché se non li abbiamo, chi è che andrà a lavorare? Chi è che metteremo a lavorare nei campi, nelle fabbriche, nelle aziende? Io capisco che andiamo con i satelliti nello spazio, però abbiamo anche questa realtà e sono aziende che hanno bisogno di manodopera. È possibile non riuscire a impiegare tutti questi ragazzi che prima di ottenere questo cartellino, perché prima c'è il verde, il viola, il giallo, l'arancione, poi finalmente riesci a entrare forse sul meccanismo di lavoro, di rivedere un po' questa burocrazia e far lavorare sta gente, visto che paghiamo le cooperative, perché le paghiamo, non è che siano gratis, che prendano queste persone che arrivano, ecco, in situazioni drammatiche, perché il nostro paese purtroppo ha questo problema, non ci sono lavoratori per fare determinate funzioni perché non ci sono. E allora come gestiremo questa cosa se i giovani noi non li abbiamo? Beh, di sicuro non importando nuovi schiavi, cioè, o persone che vengono sottopagate. Io sono assolutamente favorevole un'immigrazione qualificata. Cioè, secondo me chi viene qua da noi a lavorare è giusto che venga accolto in maniera dignitosa insieme con le famiglie. Cioè, invece la maggior parte degli immigrati che arrivano qua sono migranti economici, che molto spesso vengono sottopagati o vengono sfruttati anche nella delinquenza. Quindi sono due questioni completamente diverse. Non è che noi aumentando le quote dei flussi risolviamo il problema delle partenze. Allora, in un paese civile tu entri in un paese se sei regolare. L'Italia dovrebbe mettere in campo delle politiche lavorative con i centri di impiego là, li prendi, saranno 10.000, 20.000, 100.000 all'anno, li porti qua, gli fai il contratto, naturalmente devono avere l'alloggio, devono essere regolari eccetera e possibilmente
devi farli portare qua con una prospettiva di vita e quindi con la famiglia, ma sono migranti regolari. La cosa che invece si continua a prospettare è, siccome abbiamo bisogno di manodopera, siccome abbiamo denatalità, abbiamo una forte denatalità, cosa facciamo? Va bene tutti. Quindi facciamo gestire questo fenomeno agli scaffisti, ai delinquenti che molto spesso uccidono anche queste persone. E questo non va bene. In un paese civile dovremmo accogliere i profughi di guerra, quelli che fuggono dalla guerra, dove c'è una guerra civile, eccetera. In un paese civile dovremmo anche applicare delle azioni nei loro paesi perché non partano. Cioè, se io apro delle fabbriche o do dei lavori là, non sono obbligati a venire qui. Però sono tanti, sono tanti i problemi, ma dobbiamo metterci in testa che le regole devono valere per tutti. Non è perché uno arriva col barcone e ha più diritto rispetto a un altro. Cioè, il problema è che non devono proprio partire col barcone, dobbiamo prenderli noi, le persone che ci servono, la manodopera che ci servono, dobbiamo pagarla in maniera corretta e inserirla nella nostra società dandogli una prospettiva di vita anche con i figli. Io ho tantissimi extracomunitari che lavorano, che sono inseriti, che mandano i figli a scuola, che sono delle persone eccezionali. Purtroppo invece abbiamo tutta un'altra parte di popolazione che non è stata messa in regola e che purtroppo l'unico sistema che ha è quello di o lavorare in nero se va bene oppure di delinquere. Non ci sono alternative. Però un paese civile, ripeto, fa i centri di impiego e li porta qua. Non vengono qua di loro sponte e dopo dicono voglio la casa, voglio il lavoro, voglio i servizi sociali. Cioè, non va bene questo modello qua. Cioè, le regole ci sono, bisogna farle rispettare. Può essere anche cinico, però è così. Non è perché uno non trova manodopera per andare non so, raccogliere i pomodori piuttosto che nei campi con le vigne, allora mi va bene tutto. Mettiamo in regola tutto. Non è così che si risolve questo problema, perché continueranno sempre più a partire. Bisogna fare come fanno i democratici americani o gli australiani o qualsiasi altro paese civile, ti dice guardate, a me dispiace, però voi qua non entrate, punto. Sentiamo come commenta invece Franco Dalla Rosa. Prego, Sindaco. Sì, allora, il problema dell'immigrazione è un problema enorme ed è grosso ed è in alcuni punti condivisibili con il sindaco Urbano, nel senso che ci vuole sicuramente un controllo dell'immigrazione. Il problema grosso è che noi abbiamo un decremento demografico enorme e abbiamo bisogno di manodopera, quindi una gestione corretta dei flussi migratori è obbligatoria. È anche vero che alzare muri come si sono prospettati in alcuni paesi sia europei che mondiali è un modo di nascondere la testa sotto la sabbia ed è un modo di gestire malamente questo problema. Bisogna sedersi a un tavolo, ragionarci ed è un problema a livello mondiale che coinvolge non solo il flusso migratorio ma anche le politiche di assistenza delle persone nei paesi di origine, perché se non pensiamo anche al cambiamento climatico che produrrà delle grosse problematiche a livello territoriale di alcuni paesi come la siccità, come altri problemi, per forza di cose questo problema si appesantirà e diventerà insostenibile. Bisogna ragionare su una visione più complessiva, una visione mondiale di questo fenomeno. Livio da Tessera, vai Livio. Buona giornata. Buona giornata. Io vorrei sapere una cosa, la differenza che passa tra profughi e clandestini, perché da come so io, come con la televisione che vedo qua, vedo in là, su e giù, tutti quelli che entrano qua sono clandestini, perché è inutile dire tante storie, non sono profughi, altrimenti prenderei un aereo, vengono qua tranquillamente, con i suoi documenti ce li mostrano. Siamo invasi non da clandestini purtroppo, e questa cosa mi fa un po' di meraviglia, perché non so, la sinistra ha governato diversi anni e ha fatto invadere l'Italia da questi clandestini.
Adesso che c'è la destra, vabbè, a parte io sono leghista, quindi non mi interessa tante cose. C'è la destra, cosa fanno? Via tutti addosso, ma che cavolo! Meno male che c'è la Meloni che ha un paio di maroni che non finisce più. Comunque d'accordo, io vorrei sapere la differenza che fa tra un profugo e un clandestino. Buona giornata, grazie. Abbiamo sentito Livio da appunto cosa pensa Banno di quello che ha detto Livio, leghista, anche ha specificato bene. Differenza... Ammiro la Meloni, ma sono leghista. Sì, ammiriamo tutti la Meloni per quello che sta facendo, dopo anch'io sono leghista. La differenza tra un profugo e un clandestino è che il profugo scappa dal proprio paese in guerra, quindi è un profugo di guerra. Per esempio i profughi ucraini, i siriani, gli afghani, c'è chi è di altre religioni che fuggono, per esempio sui paesi arabi. Quindi il profugo è quello ed è un nostro dovere riuscire a fare dei corridoi umanitari, dei ponti aerei, di farli partire in sicurezza. Invece il clandestino è quello che arriva illegalmente da noi ed è che paga dei trafficanti di persone per venire da noi e dopo da là comincia tutta la procedura inventando molto spesso, perché è così, che è un perseguitato, che è un discriminato per motivi sessuali o altri o religiosi, e tutta una serie di manfrine che tanto ormai li conosciamo, sono sempre le stesse cose, però alla fine vengono qua per cercare in maniera illegittima di migliorare la propria condizione sociale, nel senso percepire dei soldi per dopo mandarli a casa. Allora, se da una parte umanamente è capibile, dall'altra, siccome noi viviamo in una società di leggi, noi dobbiamo conformarci alla norma. Allora, le leggi ci sono e devono essere rispettate, possono piacere o non piacere. Io sentivo prima il sindaco e sono d'accordo con molte cose che ha detto, però voglio essere chiaro sul mio pensiero. Io non penso che si possano risolvere i problemi importando la maggioranza della popolazione dell'Africa qua, perché non ci sta. Io penso che per combattere la denatalità e soprattutto la richiesta di manodopera nelle aziende è giusto fare dei centri di impiego e portarli qua, ma non risolviamo quelli che partono. Il problema, io continuo a dirlo, sono quelli che partono. Quelli che partono bisogna bloccarli e dobbiamo portare persone che abbiano delle prospettive di vita non solo lavorative ma anche familiari, famiglie che vanno a scuola, che possono migliorare anche la loro condizione sociale e che un domani, qualora lo volessero, ritornano nei loro paesi a migliorare anche il loro paese. Vediamo se la regia trova la foto di quella nave di nostri italiani che partivano, non tutti avevano un lavoro. E chissà su questa nave chi c'era. Sindaco Dalla Rosa, forse però la storia non viene ricordata come dovrebbe essere ricordata, perché noi in America abbiamo portato anche la mafia, siamo stati noi, inutile storia Banno, inutile che ce la giriamo, allora noi, e continua, allora, e soprattutto vediamo la foto se riesce a trovarla il nostro regista, queste persone che cercavano un posto migliore, queste persone che lasciavano anche in Italia le mogli, lasciavano una parte di sé per andare a cercare un lavoro, una vita migliore, perché quella era la storia, eccola qua. L'esolo del nord-est, questa nave, guardate quante persone che partivano sperando in un mondo migliore, perché io sono convinta che chi parte non è che parta così volentieri e perché ha voglia chissà cosa, perché veramente c'è la miseria, ci sono le guerre, c'è la fame, non c'è lavoro, la siccità non ne parliamo in certi posti. Ecco, lei sindaco come commenta questa foto che rappresenta quello che era il nord-est, questa fuga, questo cercare di pensare di trovare un mondo migliore? Prego.
Quando io vedo queste foto, la prima cosa che mi viene in mente è una umanità povera, umanità che si muove perché è spinta dalla fame. Le nostre famiglie avevano 10 figli e purtroppo non avevano né terra sufficiente né il pane per sfamarli. È stato un esodo anche non solo in Europa ma un po' nelle Americhe anche. Quindi è stata questa spinta, questa necessità che ha provocato questo andare via. Non è che uno si sia alzato al mattino e vado in cerca della fortuna. Non avevano da mangiare e sono andati da un'altra parte. E lo stesso sta avvenendo anche nei paesi poveri, perché finora questi paesi poveri sono stati sfruttati continuamente, e anche adesso lo sono, dalle altre potenze più ricche. E questo sta provocando un impoverimento enorme e anche culturale di queste popolazioni, e devono trovare altri spazi, altri luoghi per poter vivere dignitosamente e umanamente. Bano? Vorrei contestualizzare due cose. Allora, noi veneti non abbiamo mai esportato la mafia. Ci tengo, i veneti che andavano in giro per il mondo, che sono morti lavorando come le miniere in Marcinelli in Belgio, o come si sono spaccati la schiena in Brasile, sono partiti perché qua morivano di fame, ma morivano di fame perché purtroppo dopo l'unità d'Italia, dopo il 1866, un veneto su 3 era obbligato a emigrare, perché c'era la coscrizione obbligatoria, quindi doveva andare in esercito 6 anni. Questo cosa comportava? Che non avevi la manodopera per poter coltivare i campi, avevi la tassa sul macinato che aveva messo Quintino Sella, e quindi era una vera e propria tassa sulla fame. C'è una bellissima poesia di Berto Barbarani che I va in America, che è meravigliosa, che spiega esattamente quello che succedeva in quel momento là, e c'erano delle persone, dei delinquenti che reclutavano i veneti. Ma perché li reclutavano? Perché in quel periodo storico era stata abolita lo schiavismo, la schiavitù in Brasile, e quindi servivano della manodopera. E chi meglio dei veneti a lavorare, a bonificare, a coltivare i campi? Tra l'altro gli promettevano che addirittura là ci fosse anche un raccolto in più, cosa assolutamente non vera. I veneti si sono trovati in condizioni veramente durissime, difficili, e molti dopo, compresi anche i miei trisavoli, torneranno dal Brasile più poveri di prima e torneranno qua in Veneto. Quindi è stato un momento, perché si parla sempre dell'immigrazione d'Italia, soprattutto del sud. Guardate ragazzi che noi veneti abbiamo bonificato in varie fasi della storia d'Italia. Siamo andati a Arborea, in Sardegna, siamo andati in Brasile, siamo andati in Australia, siamo andati dappertutto nell'agropontino a bonificare, perché eravamo bravissimi a bonificare, ma noi non abbiamo mai esportato, noi veneti, mafia. Noi siamo sempre andati a lavorare, abbiamo sempre pensato a lavorare, che è la caratteristica di questo popolo. Beh, no, ho detto i veneti, ho detto gli italiani. Ah, gli italiani, no, io per non carità. ho detto Bano, perché io ho detto gli italiani hanno portato la mafia in America. Che poi gli italiani siano del sud e non siano del nord-est, è un fenomeno, però è anche vero che un po' alla volta la mafia è arrivata al nord. Questi sono i numeri anche oggi che abbiamo. Ma l'abbiamo portata, è stata portata al nord con nel silenzio della politica. No, l'hanno fatto apposta col soggiorno obbligati, no, li portavano qua, ma mi ricordo ancora, se vado a vedere i manifesti, noi tra l'altro abbiamo imparato da loro perché venivano qua, dopodiché si è creata quella che abbiamo vissuto anche nei nostri anni, la mafia del Brenta, eccetera, ma tutto parte dai soggiorni obbligati, perché da noi la mafia qua non c'era. Però la mafia c'è e gli italiani l'hanno portata in America proprio anche con queste navi, perché il film Il Padrino è la storia, inutile che ce la raccontiamo in maniera diversa, quella è la storia è storia,
e purtroppo ancora adesso abbiamo un problema enorme perché hanno in mano il paese, sono i poteri forti dei paesi che governano, che veramente danno i percorsi che bisogna fare nel silenzio anche di quei politici che potrebbero intervenire e che non intervengono, e questo è molto preoccupante, anche quello che abbiamo letto in questi giorni. Lo stato nel quale viviamo, che veramente fa pensare e non si sa dove andremo a parare, dove c'è una sindaco Dalla Rosa, poche persone che hanno in mano l'economia del mondo, e c'è veramente un impoverimento che fa veramente tremare i polsi. Ecco, questi 6 milioni di poveri solo in Italia, non parlare nel mondo, dovrebbero far pensare. Famiglie che non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Io il Banco Solidale non lo sa, perciò i numeri li ho, nomi e cognomi, e non sono di sicuro persone con 8-9 figli, sono le nostre famiglie, perché gli affitti impossibili, mutui impossibili, vita carissima. È quello che non ho capito, perché il politico deve avere tutto gratis, anche andare al lavoro, treni pagati, auto pagate, e l'operaio, quello che va a lavorare, si deve pagare tutto. Non ho mica capito, non è un lavoro anche quello. Sindaco Dalla Rosa, c'è nella bilancia veramente fa così tra quello che si dovrebbe avere di diritto e quello invece che non si ha. Non è possibile che lavorando si rimanga poveri e se non si riesca ad arrivare a fine del mese. Cosa ne dice, Sindaco? La situazione da lei com'è? Sì, no, la situazione è un po' generalizzata un po' dappertutto. È proprio questo tipo di modello, come dicevo prima, che sta cambiando, un modello che sta accentrando la ricchezza in mani tecnologiche di poche persone che gestiscono il mondo. E la gente di questo se ne deve rendere conto e bisogna in tutti prendere delle chiamiamole precauzioni, ma non c'è altro modo, altrimenti non saremo più capaci di governare questo nostro mondo e dovremo affidarci solamente alla tecnologia, a poche persone, e il valore umano delle persone è ridotto a niente. Allora andiamo a vedere anche quello che hanno detto, anche queste multe, queste ronde, questa proposta che fanno i sindaci. Andiamo a sentire Conte, multe e ronde, andiamo a vedere. Se i sindaci arrivano anche alla provocazione di dire ci mettiamo noi in prima persona a mettere le multe, capite che non è la soluzione, è una provocazione che comunque capisco e posso anche condividere, ma è soprattutto un grido d'allarme nei confronti del governo. Sindaci che possono multare ed elevare sanzioni per mancanza di vigili. Anche se l'approdo in Parlamento è previsto a breve, per promessa del deputato leghista Gianangelo Boff, l'emendamento proposto dal sindaco di Chiarano, che accanto a un sempre maggior numero di colleghi della Marca chiede più poteri in materia di polizia locale, è una provocazione più che una possibilità concreta per il presidente di ANCI Veneto, che però serve a ribadire un allarme serio già lanciato al governo del suo stesso colore politico. Che dia la possibilità agli enti locali, in particolare quelli virtuosi. Ricordo che io rappresento 560 sindaci in Veneto che hanno i conti in ordine, non esiste un comune in predissesto, in dissesto finanziario in Veneto, e quindi chiediamo semplicemente di avere gli strumenti minimi per poter operare e servire la nostra comunità. Una carenza di organici che spesso si riflette sul tema sicurezza, se da più parti si chiedono presidi di controllo impossibili da organizzare dappertutto. E allora ecco le passeggiate antispaccio e anti-baby gang di San Liberale a Treviso, ma, spiega Conte, non sono ronde. Hanno fatto semplicemente un sopralluogo con dei cittadini che li avevano contattati, però nulla a che vedere con le ronde, metodo che io non ritengo adeguato, anche perché si mette a rischio anche la sicurezza delle ronde stesse. Credo che quando si parla di sicurezza bisogna rivolgersi ai professionisti della sicurezza. L'autodifesa dei cittadini non è mai la soluzione. Apprezzo però l'impegno del consigliere Ciamini che raccoglie le istanze dei cittadini e in prima persona è andato a controllare, ma mi ha smentito categoricamente di aver messo in piedi delle ronde. Leone da Tre Baselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora Mirella, hai appena detto che i politici trovano tutto pagato e noi invece poveri cristi dobbiamo pagarci tutto. Poi ci sono gli italiani che lavorano nel pubblico, non possono essere licenziati
quelli che lavorano nel privato invece sì. Ma la nostra Costituzione non dice che siamo tutti uguali davanti alla legge? Allora, questa Costituzione è valida sempre o è valida sempre quando ci fa comodo? Un'altra cosa sulla miseria nel mondo. Com'è possibile che in un pianeta dove c'è più acqua che terra ci sia 1 miliardo di persone che soffrono di fame e di sete perché non hanno acqua? Perché non si è investito in questo? Abbiamo investito sulle bombe atomiche, e quante bombe atomiche ci sono? E se un giorno ci svegliassimo e volessimo eliminare tutte le bombe atomiche, come facciamo? Si possono eliminare, si possono riciclare. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, prego Bano. Sulle bombe atomiche non so dare una risposta. Io vedevo che in Russia, quando c'è stata la caduta del muro di Berlino, eccetera, avevano incominciato a smantellare gli armamenti, quindi si può fare e sarebbe giusto farlo in un mondo ideale. Per quanto riguarda invece l'acqua, io sono d'accordo con il telespettatore, nel senso che noi viviamo in un pianeta dove la maggior parte c'è dell'acqua, quindi basterebbe trattarla e a quel punto trattarla e utilizzarla, per esempio anche nei paesi, ma l'avevo anche studiato quando facevo agraria, nei paesi dove ci sono i deserti eccetera. Secondo me abbiamo tutte le caratteristiche, la tecnologia oggi per poter sviluppare e saremo anche obbligati secondo me a farlo per soddisfare il bisogno di cibo per l'aumento della popolazione mondiale, quindi è secondo me una questione di tempo, ma anche buona parte in questo momento dei territori dove ci sono deserti, dove sono in condizioni molto difficili, saranno utilizzate. Io la vedo in questa maniera qua. E le multe? I sindaci possono fare le multe, non la allora, sapeva, è interessante, Bano, io non lo sapevo questo, nel senso, anch'io sono d'accordo con Mario che secondo me le ronde sono pericolose, cioè proprio la disperazione della gente che cerca di mettere un argine ai continui furti. Quando ci sarebbero dei modelli secondo me molto più interessanti, oggi parliamo tanto di videosorveglianza, intelligenza artificiale, e dopo abbiamo il garante della privacy, non si fa utilizzare quella tecnologia perché c'è la privacy. Ecco, io sono disponibile a rinunciare a un po' di privacy per avere un po' più di sicurezza. In un mondo normale dovrebbe essere così, con il riconoscimento facciale, con le letture targa e gli alert da mandare sui telefonini, eccetera, eccetera, eccetera. Le multe secondo me sono interessanti. Io sinceramente vedo tutti i giorni, che non chiamo in continuazione il comandante dei vigili, ma io vedo gente che per comodità e soprattutto maleducazione parcheggia in mezzo alla strada, va a fare le spese in farmacia, in edicola, eccetera, lasciando e mettendo in pericolo praticamente la carreggiata stradale, perché c'è proprio un passaggio pedonale. Abbiamo avvisato una volta, 2 volte, 3 volte, dopodiché i vigili che noi abbiamo sono impegnati sul territorio, cioè non è che devono mettere le multe. Andrei io giù dal municipio a fargliela personalmente, a dargliela anche in mano. Io sarei fatto. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco così. Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo. Sindaco. Allora, per le multe io preferirei che fossero i vigili che hanno più competenza e sicuramente hanno conoscenza della materia. Per quanto le ronde è completamente contrario, non hanno mai portato bene e non funzionano, a mio avviso. Sindaco, però cosa fa questo cittadino che si vede con le spalle al muro? Abbiamo visto sabato un servizio di una persona, una donna che è stata rapinata e ha detto: mi sento prigioniera in casa mia, è la 3ª volta. Una volta mi hanno anche narcotizzato, non è possibile aver paura di stare in casa, ma dove siamo arrivati? Qualcuno si deve svegliare, qui è la politica che si deve svegliare, o applicando delle leggi che veramente qualcuno dice ci sono, bisogna applicarle, qualcosa bisognerà pur fare. Non è possibile che il cittadino abbia paura di uscire per trovare quel ragazzino che ne fa di tutti i colori, e sono anche pochi rispetto a quelli bravi, e nessuno si decide di fermare sti ragazzini, nessuno si decide
preside. Abbiamo visto questa partita sfociata in questa violenza inaudita e nessuno ferma questi. Ma perché non si vogliono fermare? Non mi vorrà mica dire, non lo dico a lei, sì, non parlo in generale, la politica vorrà mica dirmi che non abbiamo la possibilità di fermare questi ragazzini o questi ultras che ne fanno di tutti i colori con dei danni incredibili a tutta la comunità. Non ci credo, non c'è la volontà, non c'è la volontà di agire. Bano? Dunque, allora, per quanto riguarda la sicurezza, come ho già detto prima, se si potesse arrestare i delinquenti e lasciarli in galera, quindi certezza della pena, il problema noi l'avremo già risolto. Il problema è che abbiamo una marea di delinquenti e le carceri piene. A me non dispiace che molte persone siano in carcere e magari ci sia anche un sovraffollamento. A me quello che dispiace è che molti delinquenti siano fuori perché il giudice li libera il giorno dopo. E questo è il problema. Noi non riusciamo a mettere in galera i delinquenti, perché se tu non hai accumulato almeno 4 anni di pena, reati per almeno 4 anni, il giorno dopo sei fuori, che tu spacci, che tu rubi, che tu vada a devastare, a meno che per direttissima non ti prendano e devi veramente aver fatto qualcosa che è penalmente rilevante e ti mettono in galera. Cioè, quindi questo è il primo punto. Per quanto riguarda i giovani, allora ce ne sono alcuni, noi ne avevamo alcuni. Abbiamo risolto il problema mettendo in campo delle politiche di recupero, cioè abbiamo preso gli operatori di strada, abbiamo fatto dei progetti bellissimi, abbiamo un centro civico Brugnolo che abbiamo dato ai nostri giovani in autogestione e dal 2022, da quando sono stati eletti, con l'assessore Giovanna Carraro, che noi problemi di bullismo non ne abbiamo più. E prima ne avevamo, ed è un modello secondo me che varrebbe la pena anche per altri comuni esportare, tant'è che anche la questura ci ha fatto i complimenti e ci ha convocato per una conferenza stampa. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, buona giornata a lei e ai suoi ospiti. La ringrazio per il servizio che lei si propone alla televisione, brava, buona giornata. Senta, io volevo fare un po' un discorso sulla faccenda degli emigranti, di quelli che arrivano con questi barconi. Io sono abbastanza anziano, negli anni 48 c'era. Allora, dopo la fine della guerra, c'era l'emigrazione per la Germania, per la Francia e per tutti i paesi dell'est che si poteva andare a fare qualcosa. E anche in America si poteva andare. Però per andare bisognava fare dei corsi e li chiamavano corsi dell'emigrato. 5 mesi per andare in Francia a fare il meccanico, era chiesto dai francesi. E dopo questo corso venivo esaminato per chi dal paese dove doveva andare se avevano le caratteristiche e le qualità per fare questo tipo di lavoro. Quindi c'è un controllo abbastanza impegnativo per poter andare in un paese. Punto e capo. Arrivano dei barconi, signori, bisogna aiutarli, ma è gente che non sa fare niente. Io ho un'azienda, non sono capaci di fare niente. Cosa facciamo fare? Niente, non le diamo un alloggio, non abbiamo la possibilità di fare che fanno raccogliere il pomodoro, ecco quella, ma però diciamo che come già ne parlavate voi sono molto sfruttati. Quindi questi dei barconi, quelli che arrivano la maggior parte, non sanno fare niente. Dice bisogna accoglierli. A fare che cosa? Azioni, andare in giro a fare qualche cosa che non va bene, disturbare i cittadini o altre cose, minacciare le forze pubbliche, se però i nostri i carabinieri o polizia cerca di fare qualcosa per cercare di darle un indirizzo di come comportarsi, ma non rischia anche di avere dei grossi problemi. Quindi cosa le portiamo in casa a fare? Portiamoli dentro a fare. Loro vengono qui perché qui trovano un paese governo federale senza pagare una lira,
senza avere nessun tipo di e fare quello che poi... Grazie Antonio, molto chiaro, devo correre perché se no non riesco a far salutare gli ospiti. Grazie Antonio, abbiamo sentito le riflessioni di Antonio. Sindaco Dalla Rosa, come commenta sia quello che ha detto Bano in merito a queste multe, ma anche in merito a questa immigrazione che non si riesce a capire dove si andrà a parare, perché di chiaro e di trasparente noi non abbiamo capito niente, siamo in stato confusionale. Prego Sindaco. Allora, per quanto riguarda l'intervento del Sindaco Bano, sono d'accordo sulla sicurezza della pena, che è fondamentale, ma al di là di questo bisogna che ci sia un adeguato numero di poliziotti, perché sono sempre sotto organico, quindi se la difesa e il controllo è dato a queste forze dell'ordine devono avere un organico necessario e minimo per poterlo fare. Un altro grosso lavoro lo deve fare anche la base sociale, la famiglia e la scuola, perché questi giovani che si trovano ad avere dei comportamenti così poco consoni a una civiltà, probabilmente non sono stati educati in maniera congrua. Per quanto riguarda invece il discorso degli immigrati, è facile dire che non sanno far niente, però è anche vero che abbiamo un organico, per esempio in agricoltura, che senza gli immigrati non va avanti in comparto agricolo. È necessità di questa manodopera, anche poco qualificata se vogliamo. Sindaco Bano diceva però che bisogna pagarlo questo lavoro, perché sennò c'è sfruttamento. Esatto, però si potrebbe arrivare a questo, prego. È chiaro che deve essere adeguatamente e giustamente pagato come fosse un cittadino italiano, che non c'è differenza, altrimenti è sfruttamento. Sono d'accordissimo su questo. Livio Padova, poi sentiamo Bano. Vai Livio. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Volevo, tornando al discorso che faceva Bano prima, ma questo problema di questi delinquenti che non vengono messi in galera e non ci restano, non è un problema che dovrebbe essere sentito dalla politica, specialmente dalla Lega. E perché non si fa niente? Perché si continua su questa strada? Rispondetemi, grazie. Grazie Livio, prego Bano. Allora, non è vero che nessuno fa niente. Purtroppo in Italia abbiamo tantissime leggi e molte sono dicono il contrario di quelle che praticamente vorremmo. Bisognerebbe snellire e soprattutto essere un po' meno buonisti, facendo finta di essere buonisti. Noi dovremmo assolutamente trovare il sistema perché stiano in galera. Questo è il tema. Invece, e qua dovrebbe muoversi la politica. Invece, purtroppo, siccome noi non abbiamo un numero sufficiente di carceri per le persone, per i delinquenti che sono qui, cosa succede? Invece di mandarli a scontare la pena su altri paesi, anche pagando, perché io farei un accordo, guardate ragazzi, io sono una persona molto pratica, io farei un accordo anche con la Cina per portare là i delinquenti e pagare la Cina perché li tengo là. Non ho le prigioni, non ho le galere, eccetera, non c'è nessun problema. Esporto, come faccio come sindaco, chiedo un servizio, esternalizzo il servizio, pago e li tengo là. Però sapete, il problema è che tu lo decidi come amministratore, come politico lo decidi, perché magari arriva qualche giudice e dice no, non si può fare, non va bene, cioè tutte cose che abbiamo già visto anche in questi giorni qua, perché purtroppo, ripeto, abbiamo una minima parte della magistratura che cerca di fare politica attraverso la magistratura. Però io, guardate, la lancio come provocazione. Io pago, è un servizio, il carcere è un servizio, io pago e porterei i delinquenti, li porterei all'estero e pago, e dopodiché quando hanno finito di scontare la pena possono tornare. Io farei così. Sindaco Dalla Rosa, come commenta e come ci saluta?
No, io sono completamente contrario a questa ipotesi, proprio è provocazione, ma sono completamente contrario a questa ipotesi e spesso e volentieri si tende a collegare il fatto della delinquenza con l'immigrazione e anche questo è un luogo comune che posso dire, scusi Sindaco? Aspetta che finisce e poi parli, prego. Prego Sindaco. E il problema è grosso, è un problema che va visto dalle forze politiche in primis ed è un problema che non deve essere sfruttato, diciamo, a fini puramente partitici, ma è un problema fondamentale per il futuro del nostro pianeta. Sindaco. Come ci saluta Sindaco? Io sono fiducioso, sono convinto che insomma il percorso è un percorso che le capacità umane dovrebbero sicuramente trovare delle soluzioni, come finora il mondo è andato avanti, finora ha trovato delle soluzioni. Le troverà anche per questo problema. Allora, ringraziamo il Sindaco Franco Dalla Rosa, Sindaco di Asolo, ma sentiamo anche come commenta e come ci saluta Marcello Bano, Sindaco di Noventa Padovana. Prego. Io saluto il Sindaco di Asolo, tra l'altro vado anche molto volentieri ad Asolo. Grazie. Ma dal Sindaco o ad Asolo? No, ad Asolo. Un bello aspetto. Va bene, ecco, grazie. Bravo, ecco. Però, Sindaco, lei è sindaco come me e noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni e dobbiamo trovare le soluzioni in base ai dati. Se io ho i 2/3 della popolazione carceraria, quindi 2 su 3, che sono cittadini stranieri, e questo qua è un dato oggettivo, e non ho carceri e quindi sono obbligato a liberare i ladri e gli spacciatori, se vogliamo cercare di arginare questo fenomeno qua, l'unica soluzione, lo dico, e quando io non ho personale devo andare fuori a esternalizzare, è quello di fargli scontare la pena da qualche altra parte, che non è detto che sia il loro paese, sempre in maniera civile, sempre in maniera naturalmente umana, eccetera, però bisogna che siano in galera, perché il problema che abbiamo in questo momento non è il sovraffollamento carcerario, è che abbiamo troppi delinquenti, ladri e rapinatori fuori perché non sappiamo dove metterli. Questo è il vero problema. Abbiamo anche le bande dall'est, Banno, che arrivano e anche là dobbiamo veramente fermarli, perché noi parliamo sempre di questi ma non vediamo questi, forse si ha paura perché questi quando arrivano te sparano, come ho detto, ha marcato a Focus, questi qua non è che vanno tanto per le lunghe, questi ti sparano, ti ammazzano, e allora forse vale la pena di mettere l'occhio anche su quelli che arrivano col fagottino. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
Giornata della memoria, questi ragazzi dell'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso che hanno scritto e hanno portato alla Mirella, che li ha avuti ospiti, questi bigliettini per quanto riguarda la guerra, le tragedie, le macerie, poi per ricostruire, ma intanto si perde la storia delle città, dei paesi, degli stati. Per me questa giornata è importante per ricordare gli errori commessi e non commetterli più. Secondo me questa giornata va ricordata per non rifare gli stessi errori e poter essere più uniti. Tutti hanno il diritto alla pace, di parola e di amore e di essere come tutte le altre persone. Allora presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Giorgio Bughetto, Presidente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e non solo. Chi non conosce Giorgio Bughetto a Treviso con le sue mostre per ricordare la storia di quello che è avvenuto nel nostro paese. Grazie Giorgio di essere qui. Saluto anche Daniele Carotti, Sindaco di Annone Veneto, centro-destra. Grazie anche a lei Sindaco, oggi tanti sindaci come sempre, perché a me fa piacere avervi ospiti, perché siete quelli dove le persone si rivolgono, quelli che vivete il territorio con una coperta cortissima e con tante richieste da questi cittadini che non sanno più cosa fare. Allora, cos'è che la preoccupa di più, Sindaco Carotti? Anche la storia, questa storia che si ripete, queste famiglie, perché poi è sempre la popolazione, le fragilità che ne pagano le conseguenze, ma è una guerra anche contro la povertà, il non trovare lavoro, il non trovare casa, il non trovare ascolto da parte di queste fragilità che sono i diversamente giovani. Prego Sindaco Carotti. Sì, buongiorno. Effettivamente, come dice lei, le guerre oggi forse non si fanno più con le armi, almeno qui da noi, però si fanno con le crisi sociali che ci sono, come diceva, le fragilità che ci sono a livello di coppie giovani, di anziani, di servizi che non vengono erogati o che non possono essere erogati, la mancanza di case che è un problema anche nei piccoli paesi che si sta manifestando, c'è sempre più scarsità di abitazioni disponibili per l'affitto e non tutti hanno possibilità di farsi un mutuo e acquistare. Sicuramente sono quelle attenzioni che bisogna porre. Ci si deve fare anche delle domande dalla parte politica, diciamo, il perché questo si manifesta, perché sinceramente anche per quanto riguarda gli affitti io capisco anche i proprietari di immobili che si ritrovano magari a non avere l'inquilino che paga, oppure dopo lunghe peripezie riesce magari a sfrattarlo e questo lascia l'appartamento semidistrutto. Quindi da un lato capisco i proprietari immobiliari, dall'altro capisco anche le esigenze soprattutto dei giovani che hanno difficoltà non indifferenti a trovare un'abitazione dove vivere e costruire una famiglia e una vita. Alida da Valdagno, ciao Alida. Buongiorno carissima, no, io la chiamavo perché volevo parlare un po' del sindaco che parlava prima delle carceri. Sì. Perché volevo dire, se tutti facciamo così, mandiamo all'estero, tanto paghiamo sempre noi, perciò anche lì è una spesa. Perché invece non facciamo come facevano una volta, che prendevano i prigionieri, visto che le carceri sono piene, e insegniamo a sta gente di mandarli fuori a pulire bagli, ruscelli, strade, quelle cose, così imparerebbero da dove viene la storia. No, a tenerli lì senza far niente, girarsi i pollici nelle dita così, a guardare la TV, andare fuori a prendere l'aria. Mandarli a lavori forzati come facevano una volta, così capirebbero che dovrebbero stare più in riga. Cioè, questo è il mio parere. Vorrei sentire un riscontro. Adesso ti facciamo rispondere subito, Alida, grazie della telefonata. Sentiremo anche il sindaco cosa ne pensa di questa telefonata, Carotti, però intanto vorrei salutare Giorgio Bughetto. Questo video che avete visto l'ha portato Giorgio, un appassionato di storia, proprio una passione che lo travolge quasi, perché è sempre in prima linea, finisce una mostra e ne continua un'altra per ricordare, ecco, il giorno della memoria è importante e soprattutto
soprattutto Giorgio, cosa ne pensi di questi ragazzini che hanno scritto questi bigliettini, hanno messo nero su bianco i loro pensieri? Perché se li stimoli forse loro dicono quello che pensano. Sì, sono importanti queste cose qua, perché anni fa io ho fatto una mostra sui genocidi e ho visto che tanti ragazzi sono venuti a vederla spontaneamente, ma non i professori. Questo vuol dire che c'è un interesse di questi studenti a capire cosa è successo veramente, perché per me la giornata della memoria sarebbe da dedicare a tutti i genocidi che continuano ancora oggi, perché sarebbe proprio importante che anche la gente si rendesse conto quante persone, soprattutto del popolo, quindi gente che, come noi, che muore, che non ha un futuro. E questo qua, secondo me, renderebbe anche più aperte a certi ragazzi dove possiamo andare e cosa possiamo fare per aiutare queste cose perché non succedano più. Tu hai appena finito una mostra molto importante. Che affluenza abbiamo? La storia interessa, non interessa? Come vedi la situazione? Tu hai una statistica ormai, sai dove va il turista che arriva, interessato, si conosce? Allora, io praticamente che ho visto questa ultima mostra che abbiamo fatto sulla Marca trevigiana, quindi la storia di 94 comuni della Marca con le origini venetiche, longobarde, romane e quant'altro, abbiamo avuto quasi 800 persone che sono venute a vederla. Pochi giovani, però diciamo dai 25 anni in su. Quindi la storia ancora interessa e c'è soprattutto se la segui. Quindi quando tu vieni una persona gli devi spiegare la storia, perché metterla solo per scritto non è valido, bisogna proprio coinvolgerli. E quindi abbiamo avuto anche qualche classe che è venuta a vedere e soprattutto abbiamo avuto anche tanti stranieri. Quindi questo è importante anche fare una divulgazione totale, però se noi troviamo le curiosità giuste e troviamo naturalmente anche la storiografia giusta, ecco che abbiamo un riscontro. Adesso per esempio da fine marzo partirà quella sulla storia del fumetto, sempre storia del fumetto, quindi dal 45 ai giorni nostri, però è una storiografia che deve essere portata anche a far capire che una volta i nostri nonni erano analfabeti. E quindi anche durante la Prima Guerra Mondiale l'unica direttiva che avevano, e per far capire anche certe cose, era proprio il fumetto. Pensate. Bella questa iniziativa del nostro Giorgio Bughetto. Sindaco Carotti, ecco, come commenta le parole del nostro Giorgio Bughetto, ma anche della telefonata di Alida? Lei è del centrodestra, è un sindaco, perciò questa paura che vivono i cittadini ormai è una paura che riguarda da nord a sud, da est a ovest, perché purtroppo i furti, le aggressioni ci sono in tutto il paese e c'è molta paura ma anche molta rabbia, specialmente rabbia nei diversamente giovani. Prego. Sì, effettivamente ci sono fenomeni di criminalità più o meno accentuata. Nei paesi come il nostro ci sono fenomeni di microcriminalità, ovvero furti nelle case. Le devo dire la sincera verità che anche magari viene enfatizzato dai social, perché molto amplificano, si sente che ci sono i furti nel paese vicino e quindi la percezione anche della sicurezza viene meno. Certo, è un dato di fatto, i fenomeni di furti ci sono. Sicuramente c'è bisogno di maggior controllo, ma soprattutto io dico, il controllo deve essere accompagnato da una certezza della pena, perché ci sono tante leggi in Italia, ci sono tanti reati con pene che possono essere più o meno estese, però se poi si sente, e questo fa molto rumore, che un fenomeno particolarmente grave resta impunito, oppure chi commette il reato rimane qualche tempo e dopo per qualche cavillo riesce a uscire dal carcere, ecco che la percezione viene ancora meno, la percezione di sicurezza. Quindi la certezza della pena, poche pene contenute magari, però che siano effettivamente praticate. E dopo i controlli ci dovrebbero essere soprattutto alla frontiera. Noi siamo qua, il Veneto orientale è proprio un corridoio che porta
dall'est Europa le bande che scorazzano poi in tutto il Veneto, qua nel vicino Friuli e nel resto del Veneto. Effettivamente dovremmo fare i controlli alle frontiere. Se da un lato la mancanza di controlli agevola il passaggio, perché io che sono il turista e vado fino in Austria, mi sta bene attraversare il confine in 5 minuti piuttosto che stare mezz'ora, però se poi questo crea instabilità all'interno del paese, il paese dovrebbe anche fare un ragionamento su un controllo più attento. Per quanto riguarda la storia, l'ospite in studio apprezzo il lavoro che fa, anche perché io sinceramente sono un appassionato di storia, soprattutto di storia locale. Lo facciamo vedere a Danone Veneto con una bella mostra, magari scambiare anche, non sarebbe male, perché io faccio anche questo con Sveglia Veneti, Certo. metto assieme, faccio gli scambi, prego. Ma guardi, qua da Danone Veneto, proprio in occasione della giornata della memoria, l'AMPI, sezione locale, insieme al Centro Culturale Mori di Portogruaro, patrocinato dal Comune, è stato fatto proprio un percorso sulla giornata della memoria, un percorso particolare, e dove sono state ospiti anche le classi della scuola secondaria, le scuole medie, e si vede effettivamente, poi c'è stata anche una presentazione a livello di pubblico più adulto. La passione c'è. Certo, i ragazzi devono essere coinvolti e si sa che bisogna comunicare in maniera diversa, perché se si fa la classica lezione frontale dove si va a spiegare, io che sono un insegnante, io che sono il relatore, spiego ai ragazzi con il vecchio metodo, questi percepiscono meno l'interesse. Bisogna trovare strategie comunicative che permettano a loro di appassionarsi anche all'argomento. Sindaco, però quello che preoccupa è che forse dobbiamo coinvolgere di più questi giovani, intrigarli di più. Prima si parlava del mondo del volontariato, non abbiamo questi giovani. Giorgio Bughetto mi diceva: non riesco a trovare giovani volontari che vengono alle mostre a tenere aperto, ad aiutarmi. Eppure li abbiamo i giovani. Come si fa per intrigarli, Sindaco? Non è che forse dobbiamo fare più un'educazione civica, anche portandoli a quello che è il mondo del volontariato, a quello che loro possono diventare protagonisti? Perché con queste lezioncine in classe da anni ormai non è che abbiamo dei risultati sufficienti, neanche non abbiamo nemmeno la sufficienza, perché non abbiamo i giovani, lo dicono anche gli alpini, ma tutte le associazioni di volontariato. Allora questi istituti e questi dirigenti scolastici dovrebbero capire di coinvolgere di più veramente una cittadinanza che sta crescendo, ma che ha bisogno di crescere toccando con mano, un'educazione civica fatta all'interno delle associazioni, non le associazioni nelle scuole. Cosa dice, Sindaco? Ma guardi, lei ha toccato un tasto fondamentale, l'educazione civica. L'educazione civica, per come la intendo io, dovrebbe essere un percorso che parte dalla scuola materna e arriva fino alle scuole superiori. Nel senso, faccio sempre questi esempi che magari possono essere banali. Se al bambino di 5 anni insegniamo a fare la raccolta differenziata, è più facile che questo trasmetta la conoscenza anche alla famiglia, ed è un argomento che magari dopo metabolizza quel tempo. Al ragazzo più grande naturalmente dovremo insegnare un qualcosa di diverso. Non lo so, mi viene un esempio: alle scuole superiori possiamo educare, fare un'educazione finanziaria, spiegare l'educazione finanziaria, ma come l'importanza di stare nel sociale, dell'offrirsi anche agli altri, dell'inserirsi nel mondo del volontariato. Questa è l'educazione civica che intendo io, un percorso che inizia da quando si è bambini e si arriva fino ad adulti. In questo modo forse si riesce poi a creare anche delle generazioni che sono più interessati anche ad affrontare i temi che riguardano i paesi stessi. Anche il problema ce l'abbiamo anche noi amministratori. Quando lei avrà sentito sicuramente anche altri sindaci delle difficoltà che ci sono a trovare persone che si mettano a disposizione a creare una lista, non solo di partito, anche una lista civica, a mettersi a disposizione a fare amministrazione, perché nei paesi piccoli soprattutto fare amministrazione significa fare volontariato. Ecco, dovrebbe essere un percorso che dobbiamo mettere in campo sin da subito, perché altrimenti sennò tutto si va a spegnere. E dopo è un dato di fatto, la denatalità
Naturalmente, se una volta c'erano le classi numerosi, era più facile trovare anche persone che erano disponibili a mettersi a disposizione degli altri e del prossimo. Io le faccio un semplice esempio. Ad Annone Veneto nel 2024 sono nati 16 bambini. Quindi se noi andiamo a proiettare questo dato fra 20 anni, quando saranno adulti, avremo soltanto 16 persone che saranno disponibili a mettersi in gioco sulle attività di volontariato. Quindi è un insieme di fattori che naturalmente vanno a penalizzare quello che è il mondo del sociale e, come ho detto già altre volte, senza il sociale le amministrazioni riescono a fare ben poco. È vero, però è anche vero che hanno messo davanti una burocrazia questi dirigenti che fanno fatica, il trasporto e l'assicurazione, portarli all'esterno non è così semplice, i genitori che magari non tutti firmano, queste liberatorie, vedo io anche la fatica per farli venire in trasmissione, ecco, però io vedo che se c'è il dirigente che ci crede riesce a superare tutto, ma bisogna anche crederci, qual è il problema? Vuoi metterti in gioco o non vuoi metterti in gioco? Perché io ho avuto un professore che ha detto gli insegnanti dovrebbero fare questo percorso con la passione, è questo che li muove, che li promuove e che li fa veramente far diventare grandi questi ragazzi, perché è come tu fossi nel Monte Bianco, hai tutti questi ragazzi davanti, se li guardi sai perfettamente chi hai di fronte e cosa vedi. Il problema è vedere se hai voglia di guardare o seppure ti giri da un'altra parte. Infatti. E purtroppo vedo anche questo in molte classi. Ha detto questo insegnante che ringrazierò sempre per le parole che ha detto. Bughetto, è vero quello che ha detto l'insegnante? Mi giro dall'altra parte perché portare questi ragazzi anche a vedere la mostra di Bughetto comporta un mio impegno in prima persona. Comporta un impegno, ma soprattutto perché adesso mi hanno detto che arrivano al massimo ai romani. Quindi fanno anche fatica praticamente a trovare degli spazi per fargli capire altre cose. Allora l'importante, secondo il mio punto di vista, perché io da storico parlo da storico, quando noi andiamo quando io vado a fare una mostra e quando viene la gente a vedere la mostra, io non sono un professore. Io cerco di mettere a questa persona la passione ma soprattutto la curiosità, quindi raccontando in modo quasi romanzesco la storia, e questo vedo che ha un impatto diverso che essere un professore che insegna. Infatti io dico sempre che noi abbiamo una serie, adesso partiremo il 16 di febbraio con la storia dei Veneti di Venezia, con Leo Lazzarini, che è un grande storico, un grande scrittore, un grande artista, che verrà là da noi e lui la racconta come veramente un film. E quindi la gente che viene là ad ascoltarlo è rapita. Non è un discorso storico che uno si addormenta. E ho cercato in questi anni di trovare tutte persone che abbiano lo stesso spirito. Quindi facendo una cosa del genere la gente è più propensa ad ascoltare la storia, perché altrimenti, come ho visto io, la maggioranza della gente dice ma la storia è noiosa, la storia non mi piace, la storia non mi attira. Invece facendo con questi personaggi e raccontando anche attraverso le mostre una storia diversa, soprattutto la storia non scritta, perché ricordiamoci che purtroppo la storia che molti raccontano non è quella vera, ma è quella portata dai vincitori. È diverso. È diverso. Io faccio sempre l'esempio del 7 aprile. Io ho ascoltato almeno un centinaio di testimoni che mi hanno raccontato una storia diversa da quella che viene raccontata sui libri. E questo qua ti porta a capire che la storia è sempre in movimento e devi essere un profiler della storia per capirla e per agganciare tutti i nodi e poter fare una trama precisa, un puzzle. Questa è la storia. Facciamo un puzzle con questi ragazzi, Sindaco Carotti, questi ragazzi che anche io penso all'interno dei municipi si potrebbero fare queste cose, far conoscere, come dice lei, anche quella che è la casa comunale. Ma lo sa che io quando gli dico dimmi cos'è Cassugana? Boh. Il municipio? Sì. Cioè anche loro non è che sappiano veramente la storia, i nomi, conoscono in realtà le statue del loro territorio, della loro città quando girano. Io mi fermo, delle volte faccio questi trucchetti con questi ragazzi e loro sa cosa mi abbracciano, mi dicono Mirella non lo so. Allora forse coinvolgere di più, mi viene in mente questo paese meraviglioso Sarmede, dove all'interno del municipio tu respiri cultura, respiri l'arte,
spiegate la storia, perché non aprire di più anche i municipi? Avete questi posti bellissimi dove la gente anche al pomeriggio può venire a visitare. Cosa ne pensa col mondo del volontariato fatto dai giovani? Prego, Sindaco. Ma guardi, quando a Natale sono andato a salutare i bambini della scuola materna, li ho invitati, ho detto in primavera venite a trovarmi in municipio. Mi hanno fatto un piccolo presente e ho detto guardate, voi venite in municipio e nel mio ufficio quel piccolo dono che mi avete fatto lo vedrete sulla scrivania del sindaco. E ho fatto questo invito e quindi in primavera adesso organizzeremo questo invito con le scuole materne proprio per iniziare ad avvicinare i bambini anche con queste piccole forme. Vengono a farsi una piccola gita, vengono a vedere, gli spieghiamo il consiglio comunale, qui si siedono le persone che decidono e dopo c'è volontà di questa amministrazione di portare avanti il consiglio comunale dei ragazzi. Ecco che anche lì, con i ragazzi delle scuole medie, fare un percorso di questo genere, crearlo, strutturarlo, studiarlo bene, per poi creare appunto, magari si mette quel seme, si dice, in modo tale che magari qualcuno di loro fra qualche anno, ricordandosi di queste gite, di queste esperienze, possono diventare gli amministratori del futuro. È vero, i municipi devono essere aperti proprio per accogliere anche queste esperienze, che possono essere anche delle mostre di vario genere. Quando ero assessore 15 anni fa l'avevamo creata una mostra con un'associazione locale che appunto si occupava di pittura e abbiamo creato questa mostra all'interno della stanza del Consiglio Comunale e questo il municipio era aperto e con i genitori, i bambini sono venuti a vedere la mostra all'interno del municipio per far vivere le istituzioni e per far capire che le istituzioni sono le istituzioni del popolo. Ad esempio, io non so se lei lo sa, spero di sì, ma le faccio lo stesso la domanda perché eventualmente la impareremo. I nomi dei paesi, sanno cosa vuol dire questo nome? Perché Annone Veneto? Perché Annone Veneto, Sindaco? Si rifà dal romano ad nonum. In teoria, così dicono gli storici, c'era il passaggio della strada Postumia da Oderzo a Concordia e quindi c'era ogni 9 miglia circa c'era una posta dove potevano esserci il cambio di cavalli, un ristoro eccetera e quindi c'era questa piccola entità che appunto si trovava circa 9 miglia da Oderzo e da Concordia. Quindi Annone Veneto deriva proprio da ad nonum. Sindaco, la ringrazio e complimenti perché non sempre trovo i sindaci preparati, ogni tanto uno dice Mirella ma cosa mi hai dato domandare? Beh scusa, abbiamo anche il nome originale di Oderzo. È importante il nome, l'origine del nome, ma lei è convinto che se glielo chiediamo ai ragazzi del suo territorio conoscono questa storia e questa parola, Sindaco? Ma sa, dopo queste sono quelle conoscenze che vengono trasmesse magari anche attraverso i nonni, attraverso anche magari insegnanti che vivono il posto, quindi non lo so, sono convinto che qualcuno sicuramente saprà anche l'origine del nome di Annone, molti sicuramente no. E invece è la loro storia perché abitano quel paese e dovrebbero veramente anche le maestre e gli insegnanti spiegare perché è molto importante, è la sua origine, la sua storia, la storia della sua famiglia, del suo paese. Cosa ne pensi? Anche questo insegnamento che dovrebbe essere fatto, queste passeggiate, spiegare cosa sono i monumenti, cosa stanno vedendo, prego. Proprio dicendo al sindaco che noi abbiamo il comune Opitergium, quindi Oderzo, ma il vero nome sarebbe Opter, che vuol dire piazza del mercato, che è di origine venetica, perché abbiamo una terminologia almeno del 75% di origine venetica, quindi antichi veneti, poi romanica, longobarda e naturalmente religiosa, perché molte sono anche religiose, le famose pievi, quindi abbiamo le pievi da plebes, popolo, che comandavano grossi territori. Però questo è importante appunto far capire anche ai giovani e soprattutto anche le persone del comune la nascita, perché io facendo la ricerca sui comuni, quindi 94 comuni, sono andato anche dentro nei siti dei comuni e pochissimi hanno una storiografia ben documentata del proprio comune. Molti altri ne hanno proprio qualche riga. Quindi anche là sarebbe utile raccontare la vera storiografia del comune nei propri siti,
perché questo qua ci fa capire anche proprio la derivazione del nome e soprattutto anche di quanti secoli parliamo quando è stato fondato. Spieghiamo anche Treviso, Trevisi. No, Treviso proviene da un nome venetico, di una divinità veneta, e praticamente dopo è stato associato a Trevisi e quindi dopo anche da Tarvos, che non è erato, Tarvos toro di origine celtica, che i Celti qua erano molto non erano neanche ben accolti dai Veneti. Infatti i Veneti conquisteranno e combatteranno contro i Galli parecchie volte. Poi un'altra cosa da sfatare è che i Veneti non erano assuefatti a Roma, ma erano alleati dei Romani, perché fornivano cavalli e cavalieri. Ma perché Trevisi? Perché Trevisi è nato appunto da un nome di una divinità veneta che era associato a 3 tipologie distinte e quindi davano una parte. Infatti noi abbiamo Padova che è nata più di 3.000 anni fa e 15 anni dopo nasce Treviso, quindi Treviso ha più di 3.000 anni. E infatti Treviso, dove si scava, si trova di tutto, perché è piena di vestigia e di reperti. E quindi abbiamo una terminologia che è importante far capire e far vedere, ma soprattutto anche, per esempio, noi abbiamo Melma, la famosa Melma che dopo si chiamerà Silea, che è di origine longobarda, però anche là il nome è stato trascritto malamente, perché proviene dal nome longobardo Melm, che vuol dire sabbia fine. Vediamo anche questo video di foto storiche che sono molto belle, poi le commentiamo, andiamo a vedere. Quello che traspare da queste immagini, da queste foto è l'ordine, la gentilezza, avete visto? Il silenzio, il rispetto e la dignità. Cosa ne pensa Sindaco Carotti? Cosa le ha fatto pensare vedendo queste foto? Io ho visto questo, molto ordine, rispetto, gentilezza. Prego. Beh, noi dovremmo imparare molto dal nostro passato. E effettivamente, se vado a pensare quando ero bambino, quindi una quarantina di anni fa,
c'era un rispetto nei confronti degli adulti, delle autorità, dell'ambiente anche, perché sembra di no, ma anche nei confronti dell'ambiente c'era molto più rispetto appunto ad oggi. E questo perché? Perché evidentemente è cambiato anche il modo di educare le persone. Si diceva anche prima, si parlava di famiglia, effettivamente il rapporto di oggi, l'educazione che i genitori di oggi danno ai propri figli è molto diversa rispetto a quella che io stesso ho ricevuto, e di conseguenza viene meno il rispetto dell'autorità, il rispetto del bene comune. Mi rifaccio di nuovo al discorso dell'educazione civica. Se noi insegniamo ai ragazzi, alle scuole, che i muri non devono essere imbrattati, che i rifiuti devono essere tenuti in tasca, non devono essere buttati per terra soltanto perché non trovo un cestino, questi sono insegnamenti che dovremo trasmettere, altrimenti un domani avremo un ambiente sempre più sacrificato dal fatto che la gente è disinteressata, sempre meno rispetto nei confronti delle autorità, che possono essere i genitori, le autorità pubbliche, e quindi andiamo a perdere quello che è, andiamo verso un ambiente sempre più verso l'anarchia più che del rispetto delle persone, e sicuramente una volta il rispetto della persona era messo in primo grado, sicuramente. Sindaco, velocissimo, è favorevole, non so se l'ha sentito, questi sindaci che hanno chiesto la possibilità di fare anche loro le multe, è d'accordo, non è d'accordo? Secondo me chi fa le multe deve essere preparato, devono essere delle persone che devono essere informate e devono aver studiato la normativa proprio completamente. Io non lo so se posso uscire e vedo una macchina in divieto di sosta, se ho gli strumenti personali per poter applicare le multe. Sicuramente bisogna far sì che le forze dell'ordine abbiano meno paura e intervengono di più. Allora è d'accordo col sindaco Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo, che anche lui ha detto le multe le devono fare chi è proposto per fare questo, non di sicuro noi, sono altri che devono fare e hanno questo ruolo. Grazie, veramente grazie a Daniele Cerotti, centrodestra, sindaco di Annone Veneto. Giorgio Bughetto, un veloce saluto. Saluto tutti e ringrazio anche la Mirella, perché è l'unica in questo marasma che dà sempre spazio alle associazioni, e questo qua per me è una cosa molto importante, perché ci fa sentire a casa quando veniamo qua, ma soprattutto anche capiti, e questo è una cosa importante, perché non abbiamo molte volte la stessa cosa con i comuni o con altre realtà che affrontiamo, quindi per noi questo è uno stimolo anche ad andare avanti. Grazie veramente anche a Giorgio Bughetto, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, e non solo, perché lui ha tantissime associazioni, ne cito un'altra, il Doge ad esempio, perciò grazie di essere qui, di essere stato con noi, e anche al sindaco Daniele Carotti. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Filetti di pesce persico alla triestina. Il pesce persico ha dorso verdastro con fasce verticali da 5 a 8 di colore scuro, spesso biforcate a forma di Y nella parte posteriore del corpo. Le pinne ventrali, anale e caudale, sono di colore rosso o aranciato, spesso molto vivo. Le pinne pettorali sono invece giallastre e il ventre bianco. Spesso c'è una macchia scura alla fine della prima pinna dorsale. Raggiunge i 60 cm di lunghezza, ma la taglia mediamente non supera i 20 cm. Ingredienti per 4 persone: 8 filetti di pesce persico, 300 g di vongole, olio extravergine d'oliva, sedano, un ciuffo di prezzemolo tritato, 2 agli, sale, pepe. Mettete in una pentola con un po' di olio le vongole, che avrete tenuto a bagno in acqua e sale per qualche ora e poi lavato sotto acqua corrente. Fatele aprire a fuoco vivace. Quando le vongole saranno aperte, fuori dal fuoco, eliminate i gusci. Rimettete le vongole nella pentola
Condite con uno spicchio di aglio schiacciato, un po' di sedano e un pizzico di pepe. Mescolate e date ancora 2 minuti di fuoco. Separate le vongole dal sugo e tenetele da parte. Aprite a portafoglio ogni filetto e inserite qualche frutto di mare e un po' di prezzemolo trito. Ripiegate i filetti in 2 e fermateli con uno stuzzicadenti. Mettete in padella. Aggiustate di sale. Mettete il coperchio e fate cuocere per qualche minuto. Aggiungendo, se necessario, un po' di sugo delle vongole. Servite i filetti bagnati con il sugo di cottura.